Sportivi siciliani, ben ritrovati ancora una volta con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ogni domenica in diretta alle 19 sul canale 78 di Gold 78 per parlare di calcio dilettantistico, ovvero dalla Serie D sino alla prima categoria, anche se anche questa settimana la prima categoria non gioca, riprenderà a pieno regime già dalla prossima settimana, ma vi possiamo subito anticipare che sarà una puntata scoppiettante perché ci sono stati dei risultati a sorpresa e che lusingano ancora di più il calcio siciliano, su tutti una meravigliosa Sicula Leonzio. Vado subito a presentare coloro che guideranno con me la prima parte della trasmissione, ovvero impostazione tecnica Giampaolo Montineri, che non è un allenatore ma è un intenditore del calcio. Diciamo che ho finito da un po' di giocare con la PlayStation, con il calcio, però ancora mi piace gestire. Attenzione perché tu lo segui bene il calcio, sì, anche quello dilettantistico. Ti stavo dicendo, mi piace seguirlo da vicino, quindi ci sto dentro, come si dice tecnicamente. Sei contento della Sicula Leonzio? Ah, chi vince ha sempre ragione, ti dico solo questo. Ma che è polemica questa cosa? No, chi è primo non va super rispettato. Non ha assolutamente dubbi. Bene, bene, non è una polemica assolutamente. Bene, mentre invece qui abbiamo anche un altro opinionista sportivo, nonché dirigente sportivo, conosce il calcio secondo me a 360 gradi ed era giusto farlo intervenire qui all'interno della nostra trasmissione Penalty, ovvero Angelo Lainò. Salve Angelo, ben trovato. Grazie. Ti vediamo spesso parlare del calcio Catania, ma questa sera non parliamo di professionismo. No, diciamo solo che siamo tutti contenti perché abbiamo vinto questa gran bella partita. Assolutamente. Tu hai un rapporto stretto però con il calcio dilettantistico, da tanti anni, dall'89 mi pare. Dal 98 segui attivamente il calcio dilettantistico. Sì. E mi ci diverto davvero tanto, onestamente, dove trovi un po' la genuinità. Ecco. È vero. E ho tantissimi rapporti amichevoli con tanti allenatori, tanti giocatori, tanti ragazzi, ed è una cosa che mi appassiona davvero tanto. Benissimo. Allora, siccome sarà una puntata molto veloce, tirata, diamo subito lettura dei risultati di questa ottava giornata di ritorno del campionato di Serie D. Abbiamo subito il tabellino, eccolo qui, i risultati sono i seguenti: Gladiator Aversa Normanna 2-2, Roccella batte Pomigliano 2-1, Palmese batte Città di Gela 4-2, Castrovillari Città di Gragnano 0-0, Frattese Due Torri come tutti ben sanno non si è giocata, vittoria per la Frattese 3-0 a tavolino, Igea Virtus batte Rende 1-0, San Cataldese batte Sersale 2-1, eccolo qui il risultato che ci lusinga e che ci fa un sacco di piacere, Sicula Leonzio batte a Cava di Tireni la Cavese per 2-0 ed infine Turris batte Sarnese 1-0, quindi come potete ben vedere la vittoria della Sicula Leonzio ci fa sperare per la prossima stagione di avere un'altra ennesima società siciliana in Lega Pro, anche se ancora il campionato non si è concluso. Diamo adesso sguardo alla classifica di questa ottava giornata di ritorno. In testa trionfante, almeno sin qui, la Sicula Leonzio con 52 punti, l'Igea Virtus con 48, la Cavese con 46, Rende 44, Città di Gela 41, Palmese e Turris 40, San Cataldese 35, Frattese e Pomigliano 34, Gladiator 33, Città di Gragnano 32, Aversa Normanna 29, Roccella 21, Sarnese 19, Castrovillari 18, Sersale 8 punti ed infine non è neanche segnato il Due Torri che come tutti ben sanno è stato escluso dal campionato. Sarà una domenica importante anche quella prossima, si giocherà però il 5 di marzo, poi dopo ci sarà una pausa perché il campionato si fermerà. Prossimo turno, nona giornata di ritorno, eccolo qua il tabellino, si giocheranno i seguenti incontri: Città di Gragnano Cavese, Città di Gela Frattese, Sicula Leonzio Gladiator, Turris Igea Virtus, San Cataldese Palmese, Due Torri Sarnese non si giocherà chiaramente, Castrovillari Roccella, Aversa Normanna Rende ed infine Pomigliano Sersale. Allora, prima di sentire anche il parere di Giampaolo Montineri per quanto riguarda questa bella vittoria della Sicula Leonzio, volevo salutare e dare il benvenuto al presidente del Biancavilla, Giuseppe Furreri. Buonasera Presidente, ben trovato. Grazie a voi.
Oggi non è l'invito. andata benissimo per la sua squadra, però Ah. la vedo sorridente, perché so che c'è stata tra l'altro legata un'iniziativa all'incontro, no? Sì, sì, oggi era una giornata di festa, ne volevamo fare veramente due, non ci siamo riusciti, nel senso che era legata a un'iniziativa di beneficenza perché abbiamo organizzato appunto la giornata di solidarietà per l'Africa, un pallone per Che l'Africa. bella cosa, complimenti. E ci abbiamo piace questa devoluto tutto il nostro, diciamo, l'incasso, Bene. anche se la giornata non era vabbè. assolata, però Non c'era bel tempo. non c'era bel assolutamente tempo. no, però la presenza c'è stata e quindi almeno questo ci rende pieni di Perfetto, orgoglio. tra poco parleremo anche della partita, ma non soltanto, con il presidente del Biancavilla, Giuseppe Furner. E allora Paolo, un commento tecnico veloce, poi sentiamo gli ospiti e ci collegheremo anche con Cava di Tirreni perché c'è il nostro inviato. Guarda, la Leonzio ha fatto quello che un po' tutti non immaginavamo, nel senso che ha scavalcato un potere. Parlo di potere politico, parlo di potere territoriale della Lega Pro e della Serie D. La Cavese l'anno scorso non è stata ripescata e questa cosa sembrava dar peso, no, Certo, alle gerarchie di certo, questo campionato di certo, Serie D. certo. All'andata la Cavese fece una grande prestazione qui con un Giampaolo Ciarcià sontuoso, il floridiano, quindi cioè, ci ha dato dimostrazione di essere una delle squadre che potenzialmente ambisce o forse ambiva al salto di categoria già con la vittoria del campionato. Sembrano fatti i giochi secondo te? Io credo che soltanto la Leonzio può rovinarsi da sola la festa. Ah, bella frase questa, soltanto la Leonzio. Nel frattempo stiamo vedendo alcune immagini insomma, del riscaldamento, della preparazione alla partita da parte della squadra guidata da Cozza. Allora Angelo, battuta veloce perché poi tra poco ci collegheremo anche con Sortino. Io penso che non voglio esagerare, comunque l'85% e gli amici di Lentini, dove io tra le altre cose ero anche stato 2 anni, e conservo un bellissimo ricordo, loro faranno gli scongiuri, però l'85% è un campionato quasi vinto, anche perché ho visto il prossimo turno Sì. che secondo me diventa determinante. Beh, perché sia IGE Virtus che la Cavese hanno 2 partite in trasferta abbastanza impegnative. È vero. E la Leonzio gioca in casa, immagino l'entusiasmo che ci sarà. Beh, sicuramente. Quindi, vada, vincere a Cava, non so. Non sarà facile. Io sono stato tantissime Per volte col nessuno. Catania, è un ambiente che ve lo È raccomando vero. proprio. Presidente, contento comunque di questa bella sigla che ci sta regalando un sogno, non soltanto a noi catanesi che insomma viviamo un po' la vicinanza con Lentini, ma un po' a tutta la Sicilia. Sicuramente, comunque tra le due società c'è stato sempre un buon rapporto. Cito come punto di riferimento il direttore sportivo della Leonzio, che è un biancavillese, Certo. quindi che ha dato sicuramente quest'anno un di più, diciamo, forse quello che è mancato negli anni scorsi. Comunque hanno un ottimo organico, una società solida, e questo sicuramente... Quando parliamo di solidità intendiamo anche dal punto di vista soprattutto economico, no? Perché oggi come oggi bisogna guardare a questo. Io direi esclusivamente, perché la solidità ovviamente deve essere economica, poi occorrono i dirigenti. Certo, assolutamente. Ma se manca... Certo, assolutamente. Allora adesso ci colleghiamo con Cava perché c'è il nostro inviato Enzo Sortino che ha seguito per noi la partita. Ciao Enzo, ben trovato. Buonasera a tutti voi, buonasera ai tuoi ospiti. Allora, tutti contenti, non soltanto lì dalle vostre parti, ma anche e soprattutto a Lentini, no? Questa vittoria probabilmente fa da spartiacque a tutto. Si dice sempre una vittoria è sempre importante, ma forse questa è la più importante di tutto il campionato, visto che la Leonzio ha espugnato il Lamberti di Cava dei Tirreni in una partita non certamente facile, perché la Cavese sfoderava a fior di giocatori, ma la Leonzio, se mai ce ne fosse stato bisogno, non ha avuto paura di niente, ha dimostrato di saper giocare, tatticamente messa bene in campo, è una squadra molto tecnica, e quando ha deciso di puggere, ha punto veramente. Sicuramente. Con un gol per parte ha chiuso la partita, e proprio allo scadere c'era stato quasi il 3-0, ma il giocatore Rabbene, che aveva segnato poco prima, non è stato in grado di portare a 3 le reti per la Leonzio. Settimana prossima c'è la partita con la Gladiator, metà classifica, si gioca in casa, entusiasmo a 1000. Qui ormai un po' tutti assaporiamo l'idea che sicuramente
i giochi sono fatti, no? Io credo ogni partita ha una storia a sé, ovviamente, come tutti sappiamo. Con il Gladio non dovrebbe avere problemi la Sicola Leonzio, anche perché sarà supportata da un Angelino Nobile gremito in ogni ordine di posto. Senti, questa sconfitta a questo punto della Cavesi ha rimesso un po' in gioco anche il ruolo dell'Igea Virtus, che potrebbe a questo punto tentare il tutto per tutto, tenendo presente che c'è anche lo scontro diretto in casa con la Sicula. Anche perché ha battuto il Rende a questo punto assieme al Gela ha 44 punti, non credo che possano dire la loro, visto che Gela e Cavesi possono ancora sperare in qualcosa di positivo. Io dico solamente che la Leonzio ha 55 punti, come ha detto poco fa un vostro ospite che ho sentito per telefono, può perderlo solo la Leonzio. È vero. Questo campionato. Va bene, allora vedremo cosa succederà la prossima settimana. Grazie Enzo. In bocca al lupo, buonasera a tutti. Grazie. Grazie. Hai visto il linguaggio, è un linguaggio da libro cuore, È perché vero, insomma noi siamo molto più moderni. A Lentini c'è molto cuore. Sì, ma lui è un maestro del giornalismo, è uno dei pochi che ancora ci rimane in attività. Allora, tra poco ci colleghiamo con una squadra rivelazione, ovvero l'allenatore della Stanca Daldese, però prima di parlare con lui voglio sentire un po' il vostro parere sul potenziale inserimento dell'Igea Virtus a questo punto. L'Igea è uscita dalla crisi, normalmente le squadre hanno tutte, guarda caso era uscita, diciamo, gli è venuta a dicembre e gennaio, ma per un motivo, c'erano state delle piccole difficoltà, perché normalmente l'Igea è una grande organizzazione ma in piccolo, no? Tu pensi che hanno tenuto i più forti giocatori e quindi lì è venuto fuori un po' la classica difficoltà di poter gestire economicamente un campionato stretto, logorante. Assolutamente. Ok, e in questo caso ottimo allenatore, assolutamente. Pepe appartiene a quel percorso di Boscaglia. Bravo. È quella la scuola, quindi a breve io mi aspetto, così come ha avuto Pino Rigoli, il salto, a prescindere dall'esonero o la risoluzione di contratto con il Catania, però Pino appartiene a questa scuola, no? C'è anche Bellinvia in questo percorso, quindi ripeto, questi noi li aspettiamo semplicemente che abbiano non l'occasione, il salto di qualità con la meritocrazia. E sono sicuro che arriverà. Allora Angelo, l'Igea Virtus, come dice anche Giampaolo, probabilmente potrebbe rientrare nel novero di quelli che tenteranno l'ultimo assalto finale alla Sicula. Alla Leonzio. Io sono un po' scettico riguardo a questo, ma ti ripeto perché conoscendo l'ambiente di Lentini, e non c'è bisogno, non è bisogno che lo dico io, ma si vede la struttura di squadra, ecco, hanno fatto un gran salto di categoria davvero, ecco, mentalmente, come tutto, come organizzazione, quindi credo che, come ha detto Giampaolo, come ha detto Sortino, il campionato lo può perdere solo la Leonzio. Ci sono dei record. I gol non subiti di Sebbi Catania. Attenzione, è la continuità di Cozza, che Cozza non ha fatto altro. 10ª vittoria consecutiva. Che portare qualità. Nella Serie D devi avere i giocatori buoni, ma soprattutto devi avere gli under ottimi. È vero. Perché ne vanno in campo 4. E Cozza in questo ha fatto la società gli ha messo a disposizione 4 under di qualità. Ha fatto le grandi scelte, perché il taglio diciamo, di una quantità, di un pacchetto di giocatori di dicembre era proprio quelli che non stavano allineati in quello che erano le idee di qualità della Leonzio. È vero, voglio sentire... voglio dire il discorso di Cozza, non senza nulla togliere a Sebbi Catania, ma Cozza ha un'altra esperienza, un altro background diverso. Però attenzione, Cozza veniva da una retrocessione, nel senso come allenatore. Non mi toccate Sebbi Catania, però c'è una grande gerarchia. Il presidente Leonardi è uno gerarchico. Va bene, diciamo che appartiene a quella, è un giovanissimo imprenditore di grande potenzialità, però lui non dà la possibilità a molti di arrivare vicino a lui, li imposta. E credo che anche la scelta di Finocchiaro, il mantenimento di alcuni dirigenti che sanno stare al ruolo, ok? Hanno creato la sacralità dei ruoli e dello spogliatoio nella Leonzio. Presidente, certo quando si parla di allenatori insomma è sempre molto difficile sperare di averne uno bravissimo in casa. Lei ha un allenatore giovane che lo scorso anno comunque ha fatto un campionato straordinario, quest'anno lo abbiamo anche avuto ospite qui in trasmissione, qualche partita l'ha pure persa, ma ci può anche stare, rimane il valore sia dell'uomo su cui lei punta moltissimo credo, che anche insomma il rapporto
soprattutto qualità tecnico. Guardi, mi ritrovo qui a un anno esatto dalla vittoria del campionato di Bravo, promozione, sì, perché il è vero. 26 febbraio l'anno scorso, con 8 giornate Di anticipo, il Biancavilla già festeggiava la vittoria del campionato con... Il Presidente aveva perso la prima partita, l'ha persa l'anno scorso 2-0 da chissà. Sì, era la quinta partita, esatto, sì, sì. E poi da lì Buoro, poi c'è stato Campoletti. però... E ci fu un discorso di un Un'espulsione, difensore, sì, sì. esatto, da ultimo uomo come Un simile fallo. un Che, po' a che quella. ricordi che hai, Angelo? L'anno scorso. Vabbè, non è mica, cioè, Presidente, l'unica voglio partita che dire. abbiamo perso, quindi. Vabbè. E quindi diceva, Presidente? Ma dico che io ho avuto sempre grande stima e fiducia proprio perché tengo molto all'aspetto umano e soprattutto alle qualità dell'uomo, quindi il nostro allenatore ha fatto bene l'anno scorso, l'abbiamo riconfermato come un po' tutto l'organico, quindi era corretto che magari seguisse questo percorso. È ovvio che sta facendo esperienza anche lui, probabilmente qualche punto che abbiamo perso, più di qualche punto. È dovuto sicuramente a questo fattore complessivo di inesperienza, lo dico anche da Presidente, quindi Certo, come società, chiaro. perché militare in campionati così importanti come quello di eccellenza occorre avere, come dire, anche un bagaglio. anche vero che è vero, è vero. a è dicembre Ed è un il campione. Biancavilla in un certo senso davanti si è indebolito. Beh, perché, no, dai, non dico che ha perso Randis, No, Randis, no, insomma, no, gli si è Randis data è la Ho stato- parlato bene del Presidente della Randis, Siguale Randis 11, è stato quindi promosso, non però mi- le bocche di fuoco... non mi provocate, perché ho Presidente, parlato bene della società. No, della le bocche di fuoco non sono state Assolutamente. sostituite in modo Scusa, parallelo. Sono state ma veramente come una vuole serie di dire il congiunture. Presidente? Ecco. Bisogna vedere se il Presidente l'ha voluto cedere. No, io non sto Assolutamente parlando non di lo questo. vogliamo sapere questo, non lo Assolutamente vogliamo no. sapere. Certo, Né Randis né Viglianisi. tanto infatti. per essere- appunto, è chiaro. Beh, Sono due vedo che elementi oggi... importanti che hanno fatto la differenza lo scorso anno e peraltro c'è un rapporto Ma personale. nel giorno di andata c'era... Vedo che un Biancavilla stasera- Il problema tosto. è sono i regolamenti della Lega. Vedo che stasera gli argomenti non non mancano, funzionano. vedo che stasera gli argomenti non mancano. No, vabbè, Qui da ma questa siamo parte gente che stiamo Giampaolo è nel campo. scatenato. No, siamo nel mi campo, piace quindi- perché questo è un dibattito, a parte Semmai, perché se mi parliamo di permette, potrei realtà. recriminare, voglio dire, nel calcio questo ci sta in pieno, però veramente quest'anno siamo stati fortemente penalizzati dalla qualità dell'arbitraggio. Anche questi molti si sono lamentati e è scandaloso. qualche arbitro ha lasciato a desiderare. Forse su questo la federazione insieme all'associazione arbitrale dovrebbero lavorare. Bisogna vedere anche un le po' di più. partite che ci sono in campo, È vero, non è si vero. possono Vabbè, a mandare. quel passo hanno mandato uno di Como la settimana scorsa. Vabbè, Voglio dire, su Ma questo. scusate, ma se noi vediamo, ma basta allargare un po' l'orizzonte e vedere gli arbitri che ci sono, Serie C o Serie... Quello, ad esempio, il rigore che ha dato oggi al Messina, bah, l'ha visto probabilmente solo lui, ma quindi vediamo, è tutta la piramide Noi che abbiamo purtroppo... un'azione, un rigore nettissimo, non visto dall'arbitro. Purtroppo, Vabbè. purtroppo è che... Allora, devo Manderemo un replay, dire, sicuramente. devo dire che questa serie È D... venuta fuori la prova televisiva in settimana in promozione. Quindi Attenzione, anche non voi. anticipiamo gli argomenti, stiamo parlando di Serie D. Dicevo che questa è una Scusami, Serie D molto scusami, figurati. È una Serie D molto interessante quella di questa sera. Tra l'altro dovremmo collegarci con l'allenatore della San Cataldese. Stanno rientrando dalla trasferta con il Sersale, però non riusciamo a metterci in contatto perché la Calabria è sempre come al solito molto difficile, perché tra montagne e gallerie è impossibile collegarsi. Se riusciamo durante il corso della puntata faremo il collegamento. Comunque rimangono i complimenti alla San Cataldese che tra l'altro oggi ha addirittura vinto, quindi ha allungato la sua potenziale serie positiva e soprattutto ha consolidato una salvezza strameritata. Una battuta veloce in 30 vabbè, secondi. ma è quella cosa che si chiama passione. Perché lì è proprio San Cataldo, è una... Hai presente Che la vive di riflesso con Caltanissetta, hai tra l'altro, presente, bravo, hai presente la palla di neve, no? Che tu Sì. la muovi e viene fuori sempre San Cataldo, c'è quella piccola comunità che sta unita e la passione calcistica lì è molto sentita. Come e del tra resto- l'altro a 35 punti è già, mezza salva. Ecco, perfetto. Presidente, tra l'altro San Cataldo, dice bene Giampaolo, è una piccolissima realtà, un po' Biancavilla potrebbe essere come San Cataldo per Caltanissetta, no? C'è Biancavilla che di riflesso vive Catania, la piccola realtà sotto questo punto di vista può fare tanto, San Cataldo ci sta riuscendo in maniera straordinaria. Sì, ritengo che ci sono delle comunità molto vivaci, sicuramente la storia di San Cataldo non è quella del Biancavilla, sicuramente è una realtà calcistica più blasonata della nostra, però se guardiamo il panorama del nostro territorio, in questo momento il Biancavilla, tra virgolette, la fa da padrone, perché dopo il fallimento di Adrano, certo. dico, il Paternò non c'è, ma comunque il Paternò è in promozione, Certo. il Belpasso è nelle condizioni che sappiamo, dico,
a me questo dispiace, però voglio Vedo dire, una realtà in tutto positivo sommato, rispetto a tanti altri. esatto, bisogna trovare le sinergie giuste, le collaborazioni giuste e poi il coinvolgimento se vengono i risultati con la gente si avvicina, anche si affeziona, quindi è tutto un percorso che va comunque coltivato, secondo me, con grande... Non ci si inventa all'ultimo Assolutamente minuto. no. Assolutamente. Angelo, una battuta veloce sul Città di Gela, perché attualmente è con 41 punti dentro il discorso playoff, anche se questi playoff della Serie D, sai benissimo, sono particolari, sono più che altro graduatorie di merito, appunto, ecco, in prospettiva di ripescaggi. Appunto, perché poi non c'è una promozione poi diretta. Gela quindi, che insomma non si sapeva neanche insomma, se partecipava a questo campionato. Quindi tutto quello che ha fatto mister Infantino con la società è tutto di un in più che non era previsto all'inizio del campionato, quindi un plauso anche al Gela in ogni caso. Assolutamente. Sono riuscito 2 volte a cancellarla la squadra e quindi questa scenografia non ti dà la possibilità di ottenere un risultato la terza volta, perché non sempre il colpo carta vince carta perde ti riesce. Quindi, mi piace questa terminologia. Però Gela in questo caso ha una perdita importante, l'infortunio di Bonaffini. Bonaffini non è sostituibile, lo so, soprattutto non come ruolo, ma proprio come qualità di giocatore. Raggiunga comunque il Città di Gela, assolutamente ma sono nei playoff, come avete detto, ma perché lo scudetto di quelle che vincono i gironi in Serie D? Vabbè, lasciamo stare, secondo me è un campionato è una presa in giro, proprio detto papale. Allora, dobbiamo passare adesso al campionato di eccellenza, sperando sempre di riuscire a collegarci con mister Marcenò della San Cataldese. Credo sarà un po' difficile, però noi ci speriamo, siamo in diretta, pertanto vedremo cosa succederà. Prima di parlare comunque dei 2 gironi del campionato di eccellenza, dobbiamo andare nel frattempo delle immagini di sottofondo di una vittoria importantissima, quella del Troina contro il Vigor Lamezia 2-0 in Coppa Italia, che permette alla squadra di Pagana di giocare con 2 mazzi di carte, no? Tanto per tenere un po' fede al tuo linguaggio di poc'anzi. Una battuta? Ecco, una di quelle comunità dove puoi fare calcio, perché geograficamente il calcio sta cambiando, dove c'è pressione, i dirigenti, l'organizzazione, i calciatori non riescono più a tenerla, no? Quindi si allontanano, ma poi c'è Pagana, c'è questa cultura etnica di ricercare i giocatori e quindi alla fine hanno creato, sai che cosa? Lo stile del giocatore del Troina è un giocatore cosmopolita, che è un giocatore da Troina. Ed è non solo, ma dietro c'è anche un direttore sportivo, c'è una ricerca con un Sassano, cioè c'è un mondo che si muove ed è un nuovo contenitore, ma perché ha la struttura, perché è fondamentale anche questo. Assolutamente. Ha la struttura in totale gestione, lo scouting c'è e i risultati poi arrivano. C'è Pagana che appartiene a... sì, siamo lì, esatto. Ma poi c'è anche Pagana che comunque è uno di quelli che la genialità del suo gioco... Ma poi è proprio lui troinese, esatto, lo capito? Cioè lui lo vive tanto, però non va a cadere nella cecità della passione e dell'amore, porta l'obiettivo. Quanto mi piace il linguaggio di Giampaolo, meraviglioso. Presidente, però andare a vincere contro la Vigor Lamezia fuori casa, per la prima volta la squadra attraversava lo stretto, non è facile, per cui è proprio una mentalità forte per Pagana e compagnia. Ma sicuramente il fatto di avere, come dire, raggiunto tutta una serie di risultati positivi nel campionato, questo sicuramente ha avuto il suo ruolo molto importante, perché il Troina viene da tutta una serie di risultati positivi, una squadra che comunque si è rafforzata anche dopo, diciamo, nel girone di ritorno. Ci hanno creduto, ci stanno credendo, è un'intera comunità secondo me che ci crede, perché lì, come si diceva, tutto il paese è attorno alla squadra, certo. Questo sicuramente fa la differenza. Quindi società, allenatore di esperienza, perché l'anno scorso hanno fatto un ottimo campionato di eccellenza, magari quest'anno hanno valutato, essendo nell'ennese, quale dei 2 gironi potesse essere quello che poteva dare più opportunità. Quando l'hanno spostato nel girone A, tutti quelli del girone B si sono battuto il batticinque, perché sapevano che il Troina si sono tolti una brutta carta da pelare. È vero, ancora più difficile, perché già ha vinto alla Mezia, che è un altro campo, campo alla pari di Cava. Un anno abbiamo fatto 2-2 con la Leonzio, Serie D, siamo usciti da là dopo un'ora e mezza perché segnò Ardizzone Davide
al 93esimo, siamo usciti dopo un'ora e mezza scortati, che avevamo qualche sono campi difficili di polizia. Ecco, sono campi difficili, però le notizie che ci vengono da quella partita dicono che comunque sono usciti con gli applausi anche da parte dei tifosi. Io parlo per l'esperienza certo, mia. ed è la dimostrazione che la squadra di Beppe... Ci sono anche radicali cambiamenti di cultura, certo, perché c'è la generazione del tifoso che è cambiato. Assolutamente. I Daspo hanno, diciamo, effettuato un cambio generazionale. E meno male, meno male. Allora, parliamo del girone A del campionato d'eccellenza, guarda caso parleremo ancora di Troina, perché il suo risultato fuori casa ancora una volta ha fatto sì che la squadra guidata da Beppe Pagana continuasse ad essere leader di questo girone A appunto del campionato di eccellenza. Guardiamo il tabellino di questa ottava giornata, oggi domenica 26 febbraio. Dattilo Noir Selinunte 0-0, Riviera Marmi batte Mussomeli 5-0, Paceco batte Alba Alcamo 2-1, Mazzara batte Profavara 5-1, Castelbuono batte Nissa 1-0, Parmonval batte Sport Club Marsala 2-0, Licata batte Terranova Gela 8-0, e qui metterei un asterisco perché insomma poi avremo modo di parlarne, ed infine a Caltanissetta Camponeutro Troina batte Atletico Campofranco 1-0. Detto ciò, la classifica di questa settimana, ottava giornata di ritorno, in testa il Troina e il Paceco con 47 punti, Riviera Marmi 42, Folgore e Selinunte 41, Dattilo Noir, Alba Alcamo, Licata e Castelbuono 33, Nissa 32, Parmonval 30, Mazzara 29, Mussomeli 27 punti, 26 il Campofranco ed infine Profavara 21, Marsala 16 e Terranova Gela con 5 punti. Terranova che è ritornato a giocare. E su questo io insomma ho i miei dubbi e i miei punti interrogativi, ma me li tengo per me. Prossimo turno, nona giornata di ritorno, si giocherà giorno 5 di marzo. Gli incontri: Terranova Gela Alba Alcamo, Profavara Atletico Campofranco, Mussomeli Dattilo Noir, Nissa Licata, Paceco Mazzara, Folgore Selinunte Castelbuono, Parmonval Riviera Marmi ed infine Marsala Troina. Tra poco vedremo anche il gol del Troina realizzato da Russo, terzino goleador la scorsa stagione. Una battuta veloce su questo girone, voglio sentire Giampaolo. La storia del Terranova Gela di questo girone, io non vedo altro, lasciamo stare il Troina. Guarda, ne parliamo dopo del Terranova Gela, parliamo prima del Troina e parliamo anche del Paceco. Vabbè, sono le due squadre che hanno la miglior organizzazione, sia come società che campo, anche perché c'era dietro il Riviera Marmi che aveva fatto degli investimenti importanti sia a inizio stagione che a dicembre, però poi i soldi sono finiti, i dirigenti iniziano a dire i giocatori si tirano dietro la gamba, piccoli problemi, i dirigenti, qualche direttore generale lascia andare, qualche direttore sportivo dalle divisioni, sapere tutte queste cose, perché il mio cazzeggio produttivo è molto ampio. Benissimo. In poche parole, Troina Paceco se la giocano tutte e due, sì, assolutamente. Non vedi l'inserimento né della Folgore né del Riviera Marmi? Rimarranno indietro perché sono due squadre che hanno in questo momento anche la miglior condizione fisica proprio in generale della squadra. Ho capito. Possono già partire le immagini del gol della squadra di Troina di in Pagana. questo campionato tifo per il Castelbuono. Ah, e perché? E tu mi dici perché? Perché scusa, c'è un dubbio. C'è Riccali, perché no? c'è un carissimo amico, bravo allenatore, Ricca, Sì. Acese, ex anche Aci Sant'Antonio. Esatto, Acese, che allena a Castelbuono, e quindi io, come un caro amico, tifo molto per lui. Anche se le cronache dicono che a fine partita c'è stata una riunione in società tra i dirigenti del Campofranco, questo risultato negativo, non dico che potrebbe... Castelbuono. Ah, Castelbuono, scusa, ho sbagliato con No, Campofranco. Castelbuono. Chiedo scusa. Castelbuono. No, perché un po' ci si confonde tra Lo so, Castelbuono e Castelbuono. infatti. Chiedo scusa. Qui Russo Comunque fa a un gol Campofranco, bellissimo, il Campofranco comunque ha avuto dei problemi, nel senso Sì, che sì. ci sono voci che potrebbe anche saltare l'allenatore dopo questa sconfitta interna, tra virgolette, contro il Troina. Ma vedremo cosa succederà. Presidente, Troina sicuramente a questo punto vincente in un progetto anche di regular season, stagione regolare di campionato. È un campionato straordinario, secondo me ha maturato l'esperienza dell'anno scorso, perché il Troina ha fatto un ottimo campionato anche lo scorso anno, è entrato a pieno titolo nei playoff e comunque
credo che abbia maturato un'esperienza importante, che magari per vincere questi campionati da matricola diventa difficile, bisogna conoscere l'ambiente, conoscere gli avversari, maturare quelle esperienze che secondo me sono poi un bagaglio che ti trovi... Quasi quasi è servito non vincerlo lo scorso anno il campionato. Ripeto, nonostante hanno fatto un campionato comunque di livello, secondo me era giusto poi puntare con le esperienze maturate, magari con questa politica, diciamo così, di acquisto, comunque di coinvolgere giocatori di oltre Alpe o comunque addirittura oltreoceano, e per formare poi sostanzialmente un gruppo formidabile che sul campo dà numeri, quindi va dato un doppio merito da questo punto di vista, perché sicuramente rispetto ad altre squadre, come dire, hanno messo in moto un meccanismo più complicato, però che sta dando i risultati. Sta dando i suoi frutti. Adesso ci guardiamo l'intervista di Calcedonio Iacuzzo con il presidente del Troina Giovanni Ali e anche con il mister Beppe Pagana. Siamo con il presidente Giovanni Ali, presidente del Troina. Oggi il Troina ha giocato bene, ha vinto contro il Campofranco, 1-0, gol di Russo. Dunque Presidente, abbiamo scritto un'altra pagina importante per la Serie D, per questo Troina? Sì, direi di sì, anche se il Paceco ha vinto anche fuori casa, quindi il campionato è avvincente, è un campionato che si vincerà alla fine, quindi in bocca al lupo a tutti, spero che il Troina ha una squadra competitiva, ha 22 titolari, quindi spero che alla fine la spuntiamo noi. Prossimo impegno per questo Troina? A Marsala. Sarà un duro impegno a Marsala. Tutte le partite sono difficili, specialmente alla fine, speriamo che riusciremo anche là a portare via i 3 punti. Ma io sono soddisfatto, sofferta dal punto di vista del risultato, però il primo tempo abbiamo creato 5-6 palle importanti, 2 salvataggi sulla linea, poi nel secondo tempo un pochettino ci siamo contratti perché sapevamo dell'importanza della gara, anche perché noi veniamo da un Tour de Force giocando in campionato e in Coppa, i ragazzi hanno riposato poco, quindi è normale che nel secondo tempo qualcosa la pagavamo, però siamo felici perché siamo venuti in un campo difficile, quando è una squadra tosta, abbiamo preso 3 punti per noi fondamentali per rincorrere il nostro sogno. Ecco, appunto il sogno che continua, perché la classifica continua a dire primato abbastanza vicino, 47 punti. Sì, insieme al Paceco siamo negli ottavi di finale di Coppa avendo vinto 2-0 fuori casa, quindi non posso fare altro che fare complimenti ai ragazzi perché stanno dimostrando di settimana in settimana di essere uomini veri, a discapito di chi invece diceva che erano solo giocolieri, ragazzi che potevano fare parte solo dei circhi, femminucce. Invece io posso tranquillamente dire che io alleno un gruppo di uomini veri che lo dimostrano partita dopo partita, sputando sangue sul campo, calandosi nei panni di partite difficili, quindi sono più che soddisfatto dei ragazzi che alleno. Grande ottimismo quindi nella squadra di Beppe Pagana, società molto determinata, si gioca su 2 fronti, nel campionato in testa in questo momento con il Paceco, ma soprattutto questo prossimo scontro con la Vigor Lamezia che permetterà probabilmente alla squadra appunto allenata da Beppe Pagana di passare il turno e quindi continuare ancora a tentare l'eventuale assedio alla Serie D anche passando dalla Coppa Italia. Certo è sempre molto più difficile, man mano che insomma si va avanti si incontrano anche squadre di una certa caratura, come ad esempio è appunto il Vigor Lamezia. Per chiudere su questo girone A del campionato di eccellenza io voglio fare un ultimo giro con i nostri 3 ospiti. Allora, in classifica il Paceco a 47 punti, presidente Furnari, insieme appunto al Troina. Qualche settimana fa c'è stato soltanto appunto per qualche settimana la possibilità che il Folgore Selinunte potesse insomma entrare nel novero, poi è andata in crisi, 2 o 3 risultati negativi, però Castelvetrano è una piazza forse ancora più importante di Troina e dello stesso Paceco, che addirittura è solo un piccolo quartiere di Trapani.
Sì, dico, forse nella sua premessa magari dimentichiamo il Riviera Marmi, che certo, che ha anche fatto quello, un certo, campionato giusto. di livello, nonostante sia una matricola, perché Certo. l'anno scorso ha vinto il campionato di promozione e ha fatto bene. Sicuramente dico, sono due realtà, Paceco ha una storia comunque, anche se parliamo di piccoli centri ancora una volta come il Troina, ma comunque hanno una storia importante dal punto di vista calcistico, mettere assieme, diciamo, tutta una serie di requisiti, quale la società, l'allenatore, un gruppo coeso, perché poi la differenza la fa ovviamente il campo, quindi la preparazione atletica, ma anche le strategie che vengono messe in campo, se vengono recepite da un gruppo che fa squadra, ecco, secondo me poi i risultati vengono. Però io penso che comunque lì la partita se la giocano sicuramente, certo, per la vittoria diretta le due. Il problema poi è la prossima stagione. Paceco potrebbe soffrire un Trapani che comunque è predominante sportivamente parlando. Sì, sono delle circostanze che poi maturano, come ad esempio lo vedremo nel nostro girone, è un girone agguerritissimo. Probabilmente il prossimo anno non lo sappiamo. Dico, se dovremmo fare così un bilanciamento, penso che il nostro è molto più, come dire, competitivo, sia nella alta classifica, certo, che anche nella zona bassa. Esatto, però ripeto, sono delle realtà importanti che stanno dimostrando di far bene, per cui ancora secondo me è tutto da vedere. Angelo, attenzione, perché comunque il gioco giustamente è sempre molto aperto. Paceco, Troina, però certo, come ha detto il Presidente anche Riviera Marmi, seppur neopromossa, sta lì soltanto volendo a pochi punti. Sì, ma sai, mancheranno quante giornate mancano alla fine, comunque 7. Ecco, devono sperare nel crollo di due grosse squadre. E lì è forse il gioco se tu fai il gioco difficile. Su una è al limite, magari anche psicologicamente, ma su due diventa difficile. Assolutamente. Sì, io parlo per promozione diretta. Sono le due squadre. C'è un aspetto molto importante e delicato, andare a verificare le classifiche e vediamo che potrebbero saltare i playoff, perché già ci sono 8 punti di distacco. 41, 33. Ok, quindi lì a me mancano queste due squadre che sono sempre state lì. Cioè? L'Alcamo è sempre stata lì. L'Alcamo anche quest'anno. È da qualche anno che ha qualche problema l'Alcamo. Sì, però l'Alcamo parte, rallenta, si rilancia e ha sempre fatto poi i playoff. Attenzione, l'Alcamo grande esperienza in Serie D. Assolutamente. L'altra piazza che un po' si è ridimensionata è stata il Licata. Ma gli mancano forse i supporti economici. Però è stata un po' di confusione. La Fionda che lancia questa palla, questo sasso, sì, e poi dici, caspita. Ma era una forza, un elastico potente, poi invece questo, quindi con anche diciamo l'aspetto del tecnico di Pardo. Allora una battuta veloce, perché poi abbiamo 20 minuti pieni per il girone B del campionato di eccellenza, dove tu dovrai dire tante cose. Una battuta velocissima sul terreno Vagela, in modo che così tranquillizziamo tutti. Il diavolo si chiama Paradiso. Il diavolo si chiama Paradiso, tenendo fede che il presidente si chiama Paradiso. Perfetto, ma il regolamento lo permette. Assolutamente sì, però. E poi ne subisce le conseguenze l'ala tecnica. Perché Natale Serafino è finito il suo Natale velocemente. Praticamente, pensando di essere svincolato, aveva trovato occupazione. Il Presidente aveva ancora la possibilità di entrare, pur avendo fatto una prima lettera di rinuncia, una prima lettera quasi di irradiazione, però i termini glielo permettono. Certo, ed è rientrato in gioco. Ed è rientrato in gioco. Ti dici quali sono i motivi? C'è una rivalsa sempre verso il Presti, verso il Gela. Ho capito. C'è anche una rivalsa perché lui aveva acquisito il nome Terranova, e poi alla fine mi ha detto già, io non sono rimasto un mese e mezzo senza quella passione calcistica da folle, va bene, e quindi alla fine. Adesso quantomeno salva il 9. Lui sta lavorando per questo, salva il però 9. sono tutti tutti i ragazzini, e c'è soltanto Comandatore, anni 46, nome storico, va bene, che sembra che stia gestendo la cosa. Ho capito, vabbè, allora quindi lo rivedremo a questo punto in promozione la prossima Potrebbe stagione. Esserci, perché se mi dico. Però io volevo dire, però dico, con tutte, io non conosco questo presidente di persona, però voglio dire, nel suo essere un po', tra virgolette, folle, io lo apprezzo e lo stimo molto di più di chi iscrive una squadra al campionato e poi nemmeno a metà campionato bisogna fare i conteggi prima. Ecco, fateli prima, non rovinare un campionato. Bravo, perché bisogna fare i conteggi prima. Allora lì dobbiamo verificare gli status
di federazione, va bene? Perché noi già sono 3 anni che soprattutto... Ah no, non posso parlare di promozione. No, non puoi parlare di promozione. Non puoi parlare di promozione. Però dico... È una cosa molto strana, perché per esempio quando si fanno i ripescaggi, la Lega ti chiede il versamento nella categoria di appartenenza e vogliono il versamento in un'unica soluzione. Perfetto. Quindi se la società non è preparata economicamente già si vede subito. A differenza invece di quelle che sono già nel campionato che possono rateizzare. Ecco, questo è un elemento che andrebbe rivisto. Ok, noi comunque tifiamo Gela, a prescindere da tutto, e con questo chiudiamo la parentesi appunto del girone A del campionato di eccellenza. Però ripeto, a prescindere Gela, il settore tecnico che non deve ignorare la sua materia. Certo, e questo lo dico proprio in chiaro, perché vero. Il settore tecnico non può essere ignorante in materia. È bravo, è giusto. Allora, girone B del campionato di eccellenza, eccolo qua subito la schermata con i risultati di questa ottava giornata, scoppiettante giornata con tanti scontri diretti. Il primo, Città di Sant'Agata Ciriale 0-0, a Milazzo Pedara San Pio X batte Milazzo 1-0, Sporting Taormina Città di Rosolini 0-0, a Biancavilla Città di Scordia batte Biancavilla 2-1, Sporting Viagrande batte Belpasso 5-0, Pistulina batte Torre Grossa 1-0, Palazzolo batte Realavola 4-0 ed infine a Giarre Rocca di Capreleone batte il Giarre 1-0. Quindi, come avete potuto ben vedere, tanti scontri diretti, classifica ancora una volta insomma rivoluzionata, la guardiamo insieme e poi la commenteremo anche chiaramente con i nostri ospiti, avremo tanto da dire proprio su questo girone B del campionato di eccellenza. Pedara San Pio X con 48 punti, in questo momento solitaria capolista in questo girone B, a seguire Palazzolo con 47, Aciriale con 46, Città di Sant'Agata di Militello e Milazzo 45, Città di Scordia 41 e poi il secondo troncone in un certo senso, Giarre Sporting Taormina con 33, Città di Rosolini 31, Rocca di Capreleone e Biancavilla 30, Realavola 28, Sporting Viagrande 27, Pistulina 17, Belpasso 10, Torregrotta 5 punti. Per fortuna in questo girone non ci sono squadre che hanno mollato nel corso della stagione, come spesso invece succede anche in altre categorie. Prossimo turno si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 5 marzo, questi gli incontri: Città di Rosolini a Ciriale, Pistulina Biancavilla, Rocca di Capreleone Città di Sant'Agata, Pedara San Pio X Giarre, Realavola Milazzo, Belpasso Palazzolo, Città di Scordia Sporting Viagrande, Sporting Taormina Torregrotta. Certamente la prossima settimana sarà una settimana tranquilla perché non ci sono proprio scontri diretti. Sulla carta le squadre che sono nella zona altissima della classifica potrebbero avere la meglio e pertanto la classifica potrebbe rimanere immutata anche fra 7 giorni. Commento tecnico e poi dopo apriamo il dibattito perché abbiamo tanto da dire, dalla Ciriale al Pedara San Pio, alla Ciriale che soprattutto insomma ancora una volta non si è giocata alla grande la concretezza Jolly. della San Pio mi sembra la Juve di Giovanni Trappattoni che vinceva per 1-0. Addirittura vai a ripescare? Sì, assolutamente. Non è giusta questa cosa. Perché la squadra di Orazio è concreta, anche perché quando si muovono, la squadra è fatta di grandi giocatori, che per loro è la difficoltà di entrare nel copione di un campionato dilettantistico. Però nel girone di andata, quando qualcuno di questi dell'organico non funzionavano, la San Pio non faceva la prestazione. Adesso l'organigramma, la squadra si è unita, ha capito, sono scesi nel copione e oggi vedi una squadra concreta. Orazio non è uno che fa spettacolo con le sue squadre, però fa punti. Me lo ricordo anche col Palazzolo, è molto concreto. E nella concretezza in questo momento la San Pio si è avvantaggiata sulle altre. E hai detto bene che i giocatori lo seguono. Sì, assolutamente, non solo, ma ripeto, ci sono dei giocatori che hanno le spalle pesanti e belle larghe lì, quindi attutiscono tutto quello che è stato passivo e negativo. Poi anche la tranquillità societaria, perché un'ala si è distaccata, va bene? Hanno trovato quello che è venuto a mancare dal distaccamento dell'ala, va bene, anche l'aspetto economico, è stata integrata la signora Marletta, che se ne dica, è un ottimo dirigente, perché è formato da periodi di Serie A. Questa cosa aiuta.
Quindi è inutile, tantissimo. a prescindere che sia una donna, però ripeto, il calcio è È molto... donna vincente, No, tra il calcio è l'altro. maschilista, non le sopporta queste lo cose, so, è ok? vero. Quindi la signora Marletta, dopo l'esperienza ciliare, è stata lì come la famosa donna che è stata allontanata dall'uomo e ha aspettato l'occasione per dire eccomi un'altra volta, molto vendicativa trasversalmente. Angelo, ma lo senti come parla? Mi fa morire, cioè è straordinario. Allontanata, no, allontanata no, diciamo, la parola forse è un po' troppo lui grande. è uno dai. che, allora, lui è il saggio della signora. No, lei però è l'altra stata sera lì. l'ho ascoltata e ha detto che per motivi, per divergenze tecniche Sì. ha preferito... Vabbè, ok. E io lo capisco, quando tu non ti trovi bene è inutile che perseveri in una situazione... Assolutamente. Perché vai poi a cozzare. Assolutamente. Beh, poi tra l'altro ha scelto il pedale a San Pio X, No, che per comunque carità. ha tutti i numeri. Ma sai per... qual è la cosa però del pedale San Pio? Eh? Che ha i numeri per vincere il campionato come ce l'ha la Cireale, come ce l'ha... Solo che a Pedara, tu dimmi, in Serie D, a Sì. Pedara, che pubblico puoi Ecco, avere? allora, Ucciovano. scusate. Detto in siciliano, ucciovano pubblico. Attenzione, No, però è anche... no, invece purtroppo non ci si inventa il pubblico in è Serie D, quello, non è ci si quello. inventa. È più, Loro è ci più vogliono facile andare. trovarlo a Biancavilla il pubblico in Serie D. Ma voglio no, dire. ma perché è quello? Io mi ricordo quando facevamo l'eccellenza a Trecastagni, l'ho fatta 5 anni, e venivano 30 persone, È erano tutti vero. i parenti, Eh. quindi non avevi, a volte poi i giocatori ti mancavano, però a Pedara è un'altra società in ogni caso, e se riescono a trascinare Attenzione, perché quando diciamo almeno Pedara, almeno 500 ma quando diciamo Pedara, persone, Angelo, attenzione, non possiamo pensare che sia proprio la realtà di Pedara No, che no, vive no. a Pedara. No, è no, una no, realtà no. non di Esatto, Pedara certo. che vive in questo momento a Certo, Pedara. esatto. Ettore, Diciamolo, Ettore, allora ti dico una chicca di tanti anni fa. Un anno, quando eravamo a Trecastagni, con il presidente Formosa, avevamo pensato, e con Andriolo, avevamo pensato di unire i 3 paesi dell'Etna e fare una squadra, chiamarla Un Etna, consorzio. a Nicolosi, Pedara e Trecastagni. Non si è potuto fare niente. Non si è potuto fare nulla, perché ognuno voleva, perché dovevamo giocare là, il nome e quindi non Immagino. dico, quindi Ecco, infatti che si viveva di riflesso. Esatto, sì. Ma qualche anno fa si pensava a questi consorzi. Era un non modo si- per unire le forze, le sinergie. esatto. Le forze si uniscono quando ci sono tanti soldi, quando ci sono soltanto no, parole no, è i soldi si difficile. cammina sole, è infatti. normale, dai. Ettore, poi sai che tu mi insegni che chi mette denaro Giustamente, non vuole dico primeggiare, comandare, però vuole comandare, vuole prendere ma delle sì. decisioni. Attenzione che qui abbiamo un esatto, presidente, Si cerca di unire il diavolo all'acqua santa, poi Giusto. queste comunità vicine magari hanno delle rivalità Certo, storiche, è vero. e quindi diventa difficile riuscire ad amalgamare il tutto. Allora, Presidente, dato che è già inquadrato, tra poco parleremo del Biancavilla, però parliamo ancora un po' della zona altissima, la zona calda di questa classifica. Palazzolo con 47 punti, ancora assolutamente in corsa, super positività da un paio di mesi, Pippo Strano probabilmente sta facendo un lavoro meraviglioso già dalla scorsa stagione, adesso le entrate in società più ufficialmente di alcune cordate siracusane, dico bene, già... Sono fratelli. Lo so, infatti, la battuta probabilmente ha dato nuova linfa, no Presidente? Quindi il Sì. Palazzolo anche lui assolutamente pronto per il rush finale. Ritengo di sì, è una squadra in corsa, ha i numeri e le qualità tecniche oltre che i grandi giocatori. Non dimentichiamo che forse nel secondo turno, diciamo, forse il Palazzolo è la squadra che si è maggiormente rafforzata, dico, tra le grandi, ecco, secondo il mio punto di vista, per cui sicuramente è una squadra in corsa, è una squadra che fa anche numeri. Sono d'accordo con la valutazione sul San Bio, che effettivamente è una squadra che magari non impressiona il gioco, che non fa grandi numeri, spettacolo, però esatto, Però è lì. l'importante è vincere, se si vince 1-0 va bene così. Ben venga. Angelo, bellissimo sto campionato comunque, sì, troppo bello, anche troppo bello. Finalmente e devo io dire. posso dirvi, secondo me, il mio modesto parere, è ci sono delle squadre che hanno fatto la Serie D e anche più, e quindi è proprio una seconda Serie D secondo me. È vero, è vero. Allora, sono qui vicino a te Sì. perché devi darmi 2 battute sulla Ciriale, così poi completiamo proprio il Intanto percorso. volevo dire che il Palazzolo già i 3 punti già ce li ha. Sì, beh, sulla carta. No, mentre sì. gli altri
devono sudarseli. Beh, chiaro, certo. In qualunque maniera, magari non hanno partite difficilissime. Però il Palazzolo ha finito il suo calendario difficile. I big match che li hai giocati tutti. Ecco, perfetto. Gli dai una battuta sulla Ciriale? La Ciriale. Che facciamo? Speriamo ancora, tifosi della Ciriale che ci seguono in tantissimi. Ma io spero per tutti, guarda, perché Pippo Strano è un carissimo amico come lo è anche Pitatella. Ad Aciriale sono stato 2 anni e quando ci sono stato io non avevamo questo pubblico, perché avessimo avuto questo pubblico e si fosse fatto qualche grosso errore in meno, posso garantire, lo dico anche agli amici del Ciriale, la Ciriale probabilmente già sarebbe in Serie D, con Ricca e con quel gruppo di ragazzi che avevamo, perché eravamo un gruppo. Angelo, è una cosa, ma è giusto quello che dici, però non ci dimentichiamo che poi la Serie D ha esborsi economici considerevoli. Se i partner non arrivano ad Aciriale, che è una grande piazza, ma sai però c'è una cosa che toccata e fuga. Benissimo. Come l'ha fatto un paio di anni fa. C'è un discorso. Quando tu fai la Serie D, già lo vediamo a Lentini, Aciriale è una piazza dove tu in una Serie D fatta anche a metà classifica come primo anno, ad avere 3, 4, 5 mila persone la domenica, questo sì. Già quello è importante. Sì. Una squadra che è in testa da 2 settimane, perché ha raggiunto l'obiettivo di arrivare prima, va bene, non può avere questo stress dirigenziale, non ci può essere le dimissioni del settore tecnico e alzo un polverone. Aspetti, il direttore sportivo, i direttori e non il settore tecnico devono rimanere accanto al presidente, non staccarsi dal presidente. Poi ci sono le dimissioni del presidente e il settore tecnico, così come era stato col presidente, non chiedono al presidente di ritornare. Quindi è uno stress che non permette di raggiungere l'obiettivo. Ti dico una cosa, ad Aciriale lo stress, tra virgolette, c'è perché c'è un pubblico che ti fa una pressione. È una pressione esagerata. Ci sono, allora non sono gli uomini giusti che devono guidare la Aciriale, sia come squadra che come dirigenti del settore tecnico. Ancora troppo di riflesso. Sì, vivono, lo so, questo sì, il discorso, però voglio dire, anche come squadra, la Ciriale ce l'ha la squadra. Assolutamente. Ormai sono 4-5 squadre, per me ti dico una cosa, Palazzolo. No, me ne devi dare una a questo punto. Palazzolo, San Pio e Ciriale sono 3 organici di Serie D. Assolutamente. Cioè non sono organici. Chi lo vince il campionato? Ma chi io potrei dirti Palazzolo, potrei dirti San Pio. No, una me ne devi dire. Ma non... Vedi, quando tu quando sei a 1 punto, a 2 punti... Sì, è vero. Peppe Anastasi è abituato a questi campionati. Bravo. Quel gruppo di giocatori, io gli ho visto vincere il campionato col Siracusa. È proprio serrato, in rimonta. Ascolta, ma quello che ha vinto col Siracusa l'ha perso lo Scordia. Sì, però... dai. Anche se è arrivato al 98esimo, però da dicembre a quella partita c'è stato il gruppo con giustamente quel simbolo spettacolare di Peppe Mascara, che si sono messi, come dire, dopo le guerriglie negli spogliatoi a dicembre, si sono accomunati. Va bene, Peppe Anastasi col Palazzuolo, con Di Gaetano Cutrufo, arrivò a dicembre in mezzo campionato, ribaltarono con questi giocatori, ce ne sono molti. Quindi Peppe è abituato a questo stress, va bene? Attenzione, dice bene il Presidente, con investimenti da Lega Pro, questo incide. Sì, senza dubbio, però questi sono giocatori che sanno cosa significa la pressione. Una piazza importante, come ce l'ha Peppe Anastasi, questa... Guarda che i due, Pitatella e ce Pippo l'hanno, non scherzano neanche. No, assolutamente. Pippo l'ho visto in determinate situazioni, è uno che ti dà una carica mostruosa. Ma anche il Milazzo è in crisi, perché il direttore sportivo è andato via il mercoledì. Concreto, perché la settimana scorsa non dimentichiamo che in quel campo di Pedara, se si può chiamare campo, giusto? Infatti, questo lo dobbiamo anche dire. Esatto, il pareggio tutto sommato è stato una vittoria. Il pareggio da Ciriale, e per quello che dicono le cronache ha avuto qualche occasione per poter vincere. Cioè, mi sorprende perché seguite tutti nei minimi particolari di questo girone B del campionato. Abbiamo un presidente, ma siamo curtigliari. A parte il presidente. Siamo da salotto. Questo è un campionato dove ho avuto la fortuna e il piacere di starci tantissimi anni, quindi tra amici e devo giocatori parlare che del conosco. Biancavilla, devo parlare in chiusura di questa prima ora e poi congediamo i nostri ospiti di parlare del Biancavilla. Dove c'è un giocatore che io avrei scommesso che poteva fare molto più
dell'eccellenza. Diamo il nome? È Salvuccio Nicolosi. Ah, Nicolosi, vabbè. Per Ok. me Salvuccio con noi ad Ecireale ha fatto un anno, ragazzi, tutti Carbonaro ha fatto 12 gol in un giorno di andata, sì, ma 12 gol li ha fatti perché? Perché c'era Salvuccio Nicolosi che gli metteva 10 palloni a 1 metro dal portiere. Questo è anche vero, merito anche di Nicolosi. E poi Peppe Carbonaro è uno che se gli dai la palla è gol. Poi devi farlo il gol. Fatemi parlare nel dettaglio di questo Biancavilla. Intanto, Presidente, vogliamo ricordare ancora una volta questa iniziativa importante che avete realizzato oggi, questa domenica, perché il solidale è formidabile, Sì, sì. abbinandola a un campionato di puro dilettantismo. Certo, io dico che lo sport si abbina bene a queste iniziative di solidarietà, comunque di dare un minimo contributo a delle realtà, delle popolazioni, io direi anche dei bambini che sono più sfortunati dei nostri, che non hanno i mezzi. E dico, simbolicamente noi come società abbiamo ceduto così, dei palloni, dei kit proprio per dare questo Che segnale, bella questa cosa. oltre al fatto di devolvere diciamo, l'incasso alle popolazioni dell'Africa. Tutto si lega a un'iniziativa di cui diciamo, il primo attore è il nostro maresciallo della stazione Carabinieri di Biancavilla. A questo punto dobbiamo ringraziare ufficialmente. Sì, certamente, certo. lo ringrazio a titolo personale proprio perché oltre che a darci la vicinanza come forze dell'ordine durante le partite, Chiaro. è una persona che è molto impegnata anche nel sociale, ha fatto diverse missioni in Africa e questa diciamo, serve anche per dare dei contributi a queste popolazioni, per completare un lebbrosario, quindi è un padiglione proprio che si occupa ancora È di stata solo una combattere. parentesi o pensate anche di allargare magari per le prossime partite? Il comune è tutto impegnato, probabilmente lo faremo ancora, era questa la prima sostanzialmente, Sì. Anche il comune di Biancavilla sta sostenendo altre iniziative, anche per quanto riguarda la musica, abbiamo cercato un po' di coinvolgere Bene, tutto il paese bene. per dare un Vi segnale applaudiamo importante. perché queste sono Poi iniziative... abbiamo un missionario Padre Riccioli che si trova credo in Tanzania, di Biancavilla, quindi anche a lui faremo avere qualcosa per curare un ragazzo che ha bisogno di intervento. Dopo queste parole parlare del Biancavilla Calcio sembrerebbe superfluo, ma lo Riduttivo, dobbiamo fare perché riduttivo. purtroppo dobbiamo parlare anche di calcio, è una trasmissione sportiva, diamo l'informazione giustamente del sociale, ma ricordiamo a questo punto di questa partita. Com'è andata? Perché questa sconfitta in casa? Con uno Scordia, insomma, che ci fa capire che è lì per cercare di agguantare proprio i play-off. Ma guardi, noi avevamo contezza di avere di fronte una squadra che ha fatto molto bene nelle ultime 9 partite, 9 vittorie e un pareggio. Sicuramente una squadra che si è rafforzata da dicembre in poi, una squadra che ha iniziato a crederci, perché comunque essendo la classifica corta, fare dei risultati uno dietro l'altro sicuramente dà morale, dà fiducia. Quindi peraltro lo Scordia è comunque una realtà calcistica importante, sapevamo che non era facile affrontarla, però onestamente devo dire che i miei ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, un primo tempo all'altezza. Ci può stare quindi una sconfitta? Ci può stare, diciamo, le recriminazioni sono tante perché abbiamo prodotto molto, forse non siamo stati cinici sotto porta, Sì. Loro passano in vantaggio quasi credo al 40esimo su un calcio piazzato e sul secondo palo viene... È stato poi difficile recuperarlo questo gol. Diciamo che al secondo tempo abbiamo dominato noi. All'inizio del secondo tempo c'è stata un'occasione nettissima di un rigore non concesso, un fallo in area. Parentesi arbitrale che non discutiamo perché sappiamo ma purtroppo benissimo come la quest'anno siamo tutti. stati vittima veramente, dico, situazioni plateali, cito Rosolini, cioè il giocatore fa vedere dov'è il tocco di palla, è proprio sulla spalla, un rigore, eravamo 1-0, un rigore veramente insomma, qualche inventato punto vi manca in classifica? Io dico molti di più, purtroppo dico, abbiamo pagato anche certe inesperienze. Ma ce la fate per la salvezza? Sì, dai, ma la bisogna società, essere ottimisti. Io dico che la società è una società solida, Ecco, una società bene, che ha dato bene, finora come dire, coraggio e forza ai ragazzi, non li ha mai fatti sentire soli, li ha sempre sostenuti. Io sono convinto che la salvezza è alla nostra portata, però non dobbiamo sottovalutare nulla, cioè nemmeno l'ultima in classifica. Domenica col Pistunina ve la giocate? Un taglio del campionato. Sì, probabilmente sì, per la molte. loro vittoria sul Pistunina taglia definitivamente il campionato. È vero. Se dovesse arrivare. Noi oggi abbiamo giocato per vincere, non so
sono le immagini, però veramente gli ultimi 10 minuti sono stati veramente di fuoco, perché la squadra ha reagito, voleva pareggiare la partita. Diciamo che partite da là per la prossima settimana, con la determinazione di questa seconda parte della partita che vi può giovare proprio per ottenere i 3 punti che, come dice giustamente Giampaolo, non sono determinanti al 100%, però fanno uno spartiacque. Diciamo che noi, come rispetto all'andata, le trasferte ce l'abbiamo con squadre che sicuramente sono alla nostra portata. Abbiamo più partite in casa che sono scontri dirette, ma non bisogna sottovalutare nessuna di queste partite. Assolutamente. Allora, siamo quasi sul finire, anzi siamo arrivati ai saluti. Io, Giampaolo, devo ringraziarti perché mi è piaciuto il tuo intervento colorato, come adesso un po' la tua personalità. Mi piace il tuo commento tecnico, sarai costretto a ritornare presto di nuovo a penalty. Io sono a disposizione. Sai che la domenica sono impegnato in giro per la Sicilia, sì, non soltanto, perché tu non fai soltanto calcio, diciamola questa cosa. A me è cambiato un po' l'attività, quindi sono più che un giornalista sono diventato un opinionista. Sono un reporter sportivo e poi alla fine sono diventato uno speaker sportivo ufficiale del ciclismo, del motocross. Bene, quindi il calcio diventa anche marginale ormai, dai. Dove finisco con il ciclismo mi cerco la partita vicino. Bravo. Però durante la settimana ti dico che incontro tecnici, incontro ora questa settimana vi anticipo che sto lavorando all'intervista a padre e figlio Proto. Bene, quindi insomma parentesi importante. Grazie a Giampaolo. Grazie a voi, grazie Penalty. Grazie. Voglio salutare il presidente della Biancavilla, rinnovando chiaramente l'in bocca al lupo per il proseguo della stagione che comunque secondo me è già positiva, a prescindere da quella che sarà la classifica finale, perché avete una società, come ha detto bene lei, solida, chiara, un allenatore giovane che ha le idee chiare, che sta valorizzando anche qualche elemento, una struttura bellissima, forse un po' incompleta. Sarà migliorata a breve. Infatti me l'aveva già anticipato, con la tribuna, e sicuramente da lì si può partire magari per un sogno che potrebbe essere come quello della Leonzio. L'importante è mantenere la categoria. Certo. Questa è la cosa, l'obiettivo iniziale è stato questo. Magari poi strada facendo ci siamo trovati quasi all'inizio del campionato in alto e pensavamo anche di sperare comunque di fare un campionato. Va benissimo lo stesso. Sono soddisfatto, speriamo bene. Poi abbiamo un ottimo settore giovanile. E questo qua è già un buon trampolino di lancio per la stagione. Grazie al presidente Giuseppe Furneri del Biancavilla. Saluto e ringrazio anche il ruolo questa sera da opinionista a 360 gradi di Angelo Lainò. Ringrazio te e mi permetto di farti davvero i complimenti. Grazie, noi li accettiamo sempre. Non nascondo che, devo dirti, fino a un mese fa, onestamente... Non conoscevi del nostro programma? Non conoscevo, assolutamente. È stato un caso, che, leggendo una partecipazione di Franco Anastasi che diceva... Mi sono sintonizzate tutte le domeniche, appena finiscono i gol, un telespettatore. Appena finiscono i gol della Serie A, dalle 6 alle 7, mi sintonizzo su Penalty fino alle 9. Benissimo, grazie. Allora sarai un prossimo nuovo ospite della nostra trasmissione. Sarà un piacere sempre. Perché il tuo commento tecnico ci piace. Grazie. Ci piace. Allora a questo punto ci fermiamo, abbiamo il break pubblicitario, tra poco rientriamo in studio, metteremo da parte l'eccellenza e la Serie D, perché parleremo di promozione, ma parleremo anche di una prima categoria che ritorna in campo la prossima settimana. Penalty scende in campo. Risultati, classifiche, commenti, ospiti, interviste sul calcio dilettantistico siciliano. Un format esclusivo di Play Village. Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Conduce Ettore Tortorici. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobil Fair. Infoline 336 9207 27.
Eccoci rientrati in studio, amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Prima parte scoppiettante perché insomma abbiamo avuto modo di chiacchierare e molto di Serie D e dei 2 gironi di eccellenza, ma anche nella prossima seconda parte che inizia adesso avremo modo anche di parlare dei 4 gironi del campionato di promozione in maniera dettagliata e parleremo anche di prima categoria che ritornerà in campo la prossima settimana. Ci sono stati tra l'altro questa domenica gli incontri legati alla Coppa Sicilia. Salutiamo come al solito in postazione il ritorno di Alessio Patti. Ciao Alessio, ben trovato. Ciao Ettore, buonasera a tutti. 4 gironi di promozione, anche in questo caso qualche risultato a sorpresa? Non mancano mai risultati a sorpresa nel dilettantismo Ettore, e soprattutto con sorpassi in vetta alla classifica. Adesso andremo nello specifico a vedere di cosa si tratta. Benissimo, e diamo subito il benvenuto ad un presidente e ad un allenatore. Il presidente del Città di Acicatena, Salvo Ponticello. Ciao Salvo, ben trovato. Buonasera Ettore, buonasera a tutti. Vi siete riposati questa domenica? Sì, perché tra poco si ritornerà in campo, c'è il rush finale, vi aspetta un tour de force importante. Con buone possibilità di entrare nel novero dei playoff? Qualche piccola anticipazione ce la dai subito? Sì, diciamo che siamo là e ce la giochiamo. Ce la giocate, ve la giocate, perfetto. Mentre invece si è giocata una grande chance, gioco di parole, le Aquile Calatine che addirittura sono andati a vincere in casa con la prima in classifica, ovvero la Città di Ragusa, ed abbiamo il mister delle Aquile Calatine, Samuel Boncompagni. Salve Samuel, ben trovato. A voi, grazie. Complimenti. Grazie. Perché insomma non era facile questa partita. Sicuramente. Non era facile perché tra l'altro con questa sconfitta ha insomma dato forza al ritorno in vetta del Real Città di Paternò, quindi la tua vittoria ha un po' di nuovo scombussolato la classifica. Onore e merito comunque ai tuoi ragazzi che so che hanno fatto una partita meravigliosa. Quasi perfetta. Diciamo Quasi perfetta. C'è già la partita perfetta? Esiste la partita perfetta? Anche nei dilettanti? Potrebbe darsi. Potrebbe darsi. Bene, allora, siccome abbiamo tanto da discutere, diamo subito il quadro completo, lo facciamo con il girone A del campionato di promozione. Anche in questa occasione si è giocata l'8ª giornata di ritorno. Gli incontri si sono conclusi nel seguente modo. Nuova Sancis batte Ares Menfi 3-0, Camarat batte Atletico Ribera 2-1, Canicattì batte Castellammare 5-1, Libertas 2010 batte il Campobello 3-0 fuori casa, 3-2 per il Raffadali nei confronti del Partini Caudace, 4-0 Gattopardo contro il Salemi, 2-1 per il Cinque Torri di Trapani contro il Ravanusa ed infine pareggio tra Casteltermini e Serra di Falco 0-0. La classifica, così la commentiamo anche con il nostro Alessio Patti, è la seguente. Sarebbe quasi superfluo a dirla, però la dobbiamo dire perché insomma ancora una volta il Canicattì allunga con questa ennesima vittoria, anche se pur il Raffadali non molla, anche lui ha vinto questa settimana, però è anche vero che ormai i punti sono veramente tanti. Canicattì in testa con 61 punti, il Raffadali segue con 52, Libertas 2010 con 46, Castellammare 42, Nuova Sancis 40, Ares Menfi 39, Atletico Ribera 34, abbiamo un terzetto a 29 punti, Campobello, Ravanusa e Partini Caudace, 27 il Camarat, 23 il Salemi, 20 punti il Serra di Falco, 16 il Gattopardo ed infine 5 Torri Trapani con 13 e Casteltermini con 11. Commento. Puntini, puntini, puntini. Alessio, che diciamo? Ettore, l'hai detto tu stesso, è superfluo commentare ormai il girone A, ogni volta che ci seguono magari da Canicattì. Non ce ne vogliono però quelli di Canicattì. Fanno i dovuti scongiuri, ma è chiaro Ettore, 9 punti di vantaggio, mancano sempre meno giornate al termine, il Canicattì è cinico, bello, quanto di più positivo possa esserci ai migliori giocatori del girone della piazza, è una squadra che a mio avviso potrebbe tranquillamente fare i playoff anche in eccellenza, quindi stiamo parlando per me di un campionato chiuso. La seconda in classifica chiaramente, più che fare la corsa al Canicattì, serve quantomeno per tenere i ritmi alti e conservare il secondo posto e magari andare direttamente in finale senza passare per la semifinale. Presidente Ponticello, io credo che comunque il Canicattì sta già preparando tutto per la prossima stagione. Già lo scorso anno ha perso la finalissima con il Real Avola per andare in eccellenza, quest'anno hanno secondo me già preparato le bottiglie. Secondo me sì, secondo me già sono proiettati per l'anno prossimo, perché come diceva Alessio
hanno un organico da eccellenza, quindi secondo me l'anno prossimo con qualche ritocco possono addirittura dire la sua nel campionato d'eccellenza. Assolutamente. Samuel, teniamo presente anche che comunque il Raffadali era anche attrezzato quest'anno per fare un campionato da vertice. All'inizio ha tenuto testa al Canicattì, che poi alla fine alla lunga, come si suol dire, ha messo la quinta e è andato via. Sì, ma non l'è scontato, ma lo dimostrano anche i risultati del nostro girone. Non c'è nulla scontato, però penso che il Canicattì in confronto al Raffadali ha un blasone più importante. È vero, blasone importante perché insomma sappiamo tutti il passato della squadra agrigentina e sappiamo tutti anche quello che vuole il presidente del Canicattì. Lo abbiamo avuto ospite telefonico un paio di settimane fa. Certo, ha buttato acqua sul fuoco il presidente, però non si può più nascondere, secondo me le bottiglie le hanno già comprate. Sono già in freezer, no in freezer no, perché lo chissà se saremo invitati pure noi. Il frigo, ci vogliono bene a Canicattì, dai. Ma è chiaro, ma il Canicattì, Ettore, era una squadra costruita per far bene. Già il girone di ritorno lo scorso campionato aveva lanciato un segnale, anche in questo campionato qualora non fosse arrivata la promozione in eccellenza, non è arrivata, arriverà quest'anno. Non è solo la forza del Canicattì, la forza mentale che trasmette la squadra, la forza mentale di una società che è coesa, che funziona, e ci sono le componenti giuste per cui non si può fallire. Non si può fallire, va bene, ok. Passiamo allora a questo punto al girone B del campionato di promozione, subito il tabellino. Monreale batte Acquedolcese 4-1, Barcellona batte Bolognetta 5-1, fuori casa Cus Palermo batte Casteldaccia 4-0, Nuova Città di Caccamo batte Geraci 1-0, Futura l'Iniziativa 1-1, Lascari Real Finale 1-1, Città di Gangi batte Sinagra 1-0 ed infine, risultato un po' a sorpresa, Sant'Angiolese vincente contro il Villabate per 3-2. Vittoria dunque della Sant'Angiolese che in un certo senso dà via libera al Cus Palermo, che a questo punto vola solitario in vetta nel girone B del campionato di promozione. Guardiamo il tabellino, appunto il Cus Palermo in testa con 52 punti, Villabate con 51, Nuova Città di Caccamo con 44, Sant'Angiolese 43, si è sicuramente rilanciata con questa bella vittoria contro il Villabate, Barcellona Pozzo di Gotto 35, Geraci e Monreale 30, Futura Real Finale 29, Lascari e Sinagra 27, l'Iniziativa 25, Acquedolcesi 23, Città di Casteldaccia 22, Città di Gangi 17 ed infine il Bolognetta con 12 punti. Tra poco vedremo le immagini di questa sconfitta del Villabate, ma credo che comunque i giochi non si sono conclusi. No, Ettore, come dicevo qualche settimana fa, questa è una volata, quella tra Cus Palermo e Villabate, che si concluderà secondo me nel turno finale. Un dato un po' sconcertante in positivo nei confronti per il Cus Palermo, che nelle ultime 5 partite le ha vinte tutte con 3 o più gol di scarto, una addirittura per 7-0. Quindi ci fa capire la forza di questa squadra di Ferrara. Sì, è una squadra che sta benissimo, Ferrara ha fatto un lavoro eccezionale, non si sono scomposti dopo la retrocessione dello scorso anno e quest'anno hanno impostato ogni minimo dettaglio per riconquistare il campionato di eccellenza. Il Villabate allo stesso identico modo è attrezzato per far bene, sembra una frase scontata ma non lo è, vincerà il campionato chi sbaglierà di meno alla fine, fino alla fine. E in questo caso devo dire che il Villabate ha un po' sbagliato, ha un po' steccato questa domenica, perdendo nel campo della Sant'Angiolese, che comunque con questa vittoria a sua volta ha rilanciato la potenzialità nei playoff. Guardiamoci questo incontro, gli highlights, e poi voglio sentire anche un po' i nostri ospiti. Benvenuti amici telespettatori alla 23esima giornata del campionato di promozione girone B, dove al Caldarera di Sant'Angelo di Brolo si affronteranno Sant'Angiolese contro Villabate Calcio. Sant'Angiolese, quarta forza del campionato, non può assolutamente perdere punti per rimanere in quota con le zone alte della classifica. Villabate, anche Villabate deve cercare disperatamente i 3 punti per distanziare il Cus Palermo e sperare in un pareggio del Cus. Un Villabate capolista affronterà la Sant'Angiolese, invece lo ripetiamo, quarta forza del campionato. Parlavamo del tridente d'attacco del Villabate, in particolar modo il pericoloso Giampiero Clemente con 11 reti. La formazione di mister Accetta dovrà stare particolarmente attenta
Su pallone Caruso, pallone sul primo palo di testa, Tranchida e poi c'è il gol! In vantaggio la Sant'Angiolese, è Saggio, l'autore della rete, che sblocca il match, Ciccio Saggio, al primo minuto, 1-0 Sant'Angiolese. Si riparte dunque dal calcio di punizione sulla tre quarti, defilato a destra sul punto di battuta il capitano Checco Pintauli, salgono le torri, tutto il Villabate in aria ed eccezione di Giampiero Clemente. Arriva adesso il fischio, parte Checco Pintauli, pallone messo in mezzo, è buono, arriva Matteo! Anfuso 2-0 quando siamo al 29esimo della prima frazione di gioco, la Sant'Angiolese raddoppia col difensore centrale goleador Matteo Anfuso. Ancora sugli sviluppi di un calcio da fermo la Sant'Angiolese trova un gol alle spalle di Stefano Pintauli, tutto solo da rivedere qui la difesa del Villabate. Matteo Anfuso ha insaccato alle spalle dell'incolpevole Sisei. Finito adesso il tempo regolamentare, si entra nel primo minuto di recupero, 2 segnalati dal signor Saccà, intanto controlla Saggio, non c'è fallo di Clemente che segna il 2-1. Clemente, c'era Saggio a terra, chiedono un fallo, i ragazzi di mister accetta, intanto ammonito De Francesco, vediamo, le nostre immagini chiariranno. Si vede bene da questo replay. Al 46esimo minuto si porta sul 2-1 il Villabate. Pallone lungo, Saggio di testa, sta sull'out di sinistra, controlla Sardina, c'è Pintauli che sguscia, Sardina col gomito largo, alla meglio Pintauli, ingresso in area, Pintauli, Caruso, 3-1 Sant'Angiolese, ma più di metà di gol è di Stefano Pintauli che è riuscito a conquistare il pallone sull'out di sinistra e lo mette in mezzo dove Caruso non può sbagliare, insacca alle spalle di un incolpevole C6 quando siamo al 54esimo. La Sant'Angiolese che gioca uno splendido calcio sul 3-1. Giglio per Arlotta, finta il cross, poi cerca e trova Giampiero Clemente. Ed è un gran gol questo, gran gol di Giampiero Clemente, bello anche il cross di Arlotta. Adesso 10 uomini del Villabate a pressare l'area della Sant'Angiolese, Sesai, rinvio, morbido, Saggio, allontana, Arlotta col destro, la deviazione di Tinnirello, poi Anfuso, il pallone rimane lì, col sinistro Gnoffo, viene fischiato un calcio di punizione però in favore della Sant'Angiolese. È pericolo scampato al minuto 93. Sesai fischia 3 volte però il direttore di gara, erano 4 minuti di recupero, la Sant'Angiolese vince il Caldarera contro la capolista Villarbate per 3-2. Villabate un po' a sorpresa, perdente contro la Sant'Angiolese. A questo punto, Presidente, i giochi potrebbero essere tutti a favore di questo CUS Palermo che ormai è in serie super positiva ed è anche un rullo compressore in fatto di gol. Ma bisogna vedere, ancora il campionato comunque è lungo. Potrebbe anche essere un incidente di percorso. Certo, quindi, potrebbe anche essere. Certo, viste le immagini, onestamente... Sembrava la Sant'Angiolese la squadra in vetta. Potrebbe anche essere che erano oggi rimaneggiati, oppure una giornata storta. Però, ripeto, ancora sembra un po' presto per... Ancora è presto per definire il campionato. Samuel, invece tu vedi bene il CUS Palermo oppure anche tu sei dell'idea che il Villabate ha soltanto perso un incontro oggi? Un incidente di percorso può succedere a tutti, però personalmente un pensiero personale, io penso che il CUS Palermo non abbia problemi. Non abbia problemi, quindi lo vedi più attrezzato probabilmente. Va bene, vedremo cosa succederà nelle prossime partite. Certo è un girone B abbastanza agguerrito che insomma ci terrà incollati nel corso delle settimane, vedremo cosa succederà. Girone C, adesso il girone messinese che noi seguiamo in modo particolare perché a Messina abbiamo un pubblico tutto nostro che ci lusinga e che ci fa veramente un sacco di piacere. Ottava giornata di ritorno, eccolo qua il tabellino. Terme Vigliatore batte Aci Sant'Antonio 6-0.
Calatabbiano batte Real Rometta 2-0, Città di Messina batte Real Aci 1-0, Camaro batte Gescal 3-0, Città di San Filippo del Mela Ionica 1-1, Messana batte Messina Sud 3-1 ed infine Giardini Naxos batte San Biagio 2-1, ha riposato il Merì. Guardiamo la classifica, dove ancora una volta il Camaro allunga sempre di più, anche se il Messana, anche pur vincendo, purtroppo è troppo lontano dalla vetta. Camaro in testa con 57 punti, 47 il Messana, 44 la Ionica e 41 il Città di Messina. A 35 l'accoppiata Terme Vigliatore Calatabbiano, a 31 il Real Aci, San Biagio con 26, Città di San Filippo del Mela 24, Merì, Gescale e Giardini Naxos 22, Real Rometta 20, Messina Sud 17, Aci Sant'Antonio con 4 punti e ricordiamo il Forza Calcio Messina che è stato escluso dopo la quarta sconfitta a tavolino, una partita persa perché si è ritirato dal campionato. Allora, anche in questo caso, come nel girone A, probabilmente il Camaro, non dico che le abbia già stappate le bottiglie, ma secondo me le ha già comprate. Sì, sì, anche queste bottiglie, Ettore, sono in frigo. Stesso discorso del Canicattì. Camaro straordinario, a 3-0 anche oggi se ha un po' sofferto, adesso vedremo la partita, ha un po' sofferto col Gescal. Sì, ma è lì che si dimostra quanto si è strapotenza. Il Gescal ha messo in difficoltà il Camaro, ma la partita è finita 3-0. Un cinismo, è una squadra spietata, il Camaro è una squadra spietata. E nel calcio, Ettore, chi è spietato ha sempre la meglio, perché quante più volte la palla si butta dentro e i campionati è più facile vincerli. Assolutamente. 5 vittorie nelle prime 6 posizioni in classifica, vince il Calatabbiano, si è ripreso il Terme Vigliatore, bene il Città di Messina in trasferta nel difficile campo del Real Aci, bene il Messana 3-1 scioltezza tra le mura amiche, zoppica ancora una volta la Ionica che becca il terzo pareggio consecutivo e che potrebbe mostrare qualche segno di titubanza della squadra che rimane tra le favorite insieme al Messana. Secondo me sono queste due che si giocheranno il secondo posto, ma che appare meno in forma appunto della concorrente. Allora guardiamocela questa vittoria del Camaro nei confronti del Gescal per 3-0, pur soffrendo, ma comunque alla fine ha portato a casa 3 punti che allungano ancora di più la possibilità di vincerlo questo girone C del campionato di promozione. E inizia adesso con la sponda verso Arena, il tiro di Arena, il primo del match, alto sopra la traversa, l'apertura sulla destra per De Tommasi che può mettere in mezzo per Pagano, il tiro di Pagano fuori, attenzione a Bonamonte, prova il tiro Bonamonte, debole dalle parti di Messina che può bloccare, Mondello mette sul secondo palo, Arena di testa, non trova però la porta, si arrabbia con i propri difensori Messina, sul capitano, rientra verso il limite dell'area, salta 3 uomini, la palla sul sinistro, il tiro parte però debole, grande azione personale del capitano del Camaro e qui è mancato solo il tiro finale. Paludetti che prova a saltare un uomo, ci riesce, entra in area, la palla sul destro, Paludetti, il tiro fuori di un soffio, grande azione personale di Marco Paludetti che ha cercato il quarto gol consecutivo. Munafò, la palla sul destro, Munafò, il tiro di Munafò, alto, mezzo a 3, si libera Paludetti, poi prova a mettere sul palo lungo per Munafò, il tiro, il gol, ma annullato per posizione di offside, il vantaggio del Camaro. E il secondo tempo inizia adesso, errore di Bonamonte, se ne va Pagano che poi cade, tocca il pallone con le mani, ammonito Lauro, c'è trovato con il mancino e palla fuori di un soffio. Gran punizione quella di Trovato. Cappello alza il pallone verso Arena che poi lo rimette in aria sempre verso Cappello, il tiro di Cappello, il capitano al 16esimo, il gol di Alberto Cappello che sblocca il match su assist di Arena. Grande azione quella del capitano che porta in vantaggio il Camaro al 16esimo minuto del secondo tempo. Ci pensa Alberto Cappello a portare il Camaro in vantaggio contro il Gescal in una partita
più dura del previsto. Adesso tra i due centrali c'è Campo che prova a cercare direttamente il movimento di Brigandì, la palla rimbalza, Brigandì la controlla in aria, la palla con il sinistro al 22esimo, 15ª rete del capocannoniere del Camaro, Roberto Brigandì. Che lancio di Fabio Campo, ma che controllo dell'attaccante nero-verde, rapace, praticamente al primo pallone giocabile, segna il gol del 2-0. 15ª marcatura in campionato per lui, oggi con il numero 18 Roberto Brigandì. Movimento di Bonamonte che entra in aria e c'è il calcio di rigore, servito bene da Paludetti, Lo Presti lo mette giù al 31esimo, calcio di rigore in favore del Camaro, con la rincorsa del numero 3 Mondello che va a metterla all'angolo basso spiazzando Messina. 3-0 del Camaro, 20° gol in 2 stagioni con il Camaro per Mondello, 13º in campionato, al 32esimo il tris in favore della squadra di casa. Torna al gol il terzino goleador Alberto Mondello. Finisce adesso 3-0 tra Camaro e Gescal. Un po' in sofferenza nella prima parte della partita, ma poi devo dire che effettivamente il Camaro sì, ha sofferto, ma non più di tanto, perché è stato, come hai detto bene tu, cinico e alla fine 3 punti fondamentali che allungano ancora sempre di più la sua classifica. Ettore, abbiamo visto quella che è la potenza del Camaro, quindi ripeto, secondo me quando si parla di girone C è meglio parlare dal secondo posto in giù. Perché... E infatti tra poco parleremo del Messana. Discorso chiuso, secondo te, Salvo? Sì, per il primo posto. Per il primo posto sì. Il Messana adesso in seconda posizione cercherà di guadagnare punti per stabilizzare una posizione che poi aiuta in prospettiva playoff. Secondo me sì, si garantirà la seconda posizione, che magari affronti con dei vantaggi playoff. Certo. Io vorrei dire, la sorpresa secondo me è il Calatabbiano. Il Calatabbiano. Perché a parte che è una neopromossa, erano partiti male. Poi si sono ripresi e oggi stanno facendo un campionato dignitoso. Certamente già salvare la categoria per loro è fondamentale, perché quando vanno in promozione poi hanno sempre problemi di stabilità economica e rischiano di tornare sempre indietro. Invece quest'anno forse hanno trovato il cerchio giusto. Secondo me ci stanno mettendo pensiero per i playoff. Perfetto. Messana che sicuramente partirà probabilmente in un'ottima posizione e sarà un osso duro per tutte le altre squadre in promozione in prospettiva playoff. Ma è ovvio che per restare lì al secondo posto penso che ancora deve lottare. Certo, questo è anche vero, sì. Deve lottare. Però è un osso duro, perché è una messinese tenace. Sì, è una bella gatta da pelare. Non la vorrebbero incontrare certamente altre squadre. Guardiamoci questa vittoria del Messana, vittoria importante, 3-1 contro il Messina Sud. Come di consueto vi portiamo al Garden Sport di Mili Marina per raccontarvi quest'oggi del campionato di promozione Girone C, per la precisione di uno dei derby di questo torneo, nella partita tra Messana e Messina Sud, due squadre con due obiettivi differenti in questo campionato. I padroni di casa della Messana vogliono vincere per consolidare la seconda posizione in classifica in vista dei playoff. Gli ospiti del Messina Sud, accanto loro, vogliono uscire dalla zona pericolosa della classifica che li vedrebbe disputare i play-out. Squadre scendono in campo, dirigerà il match il signor Naselli di Catania, coadiuvato dagli assistenti Alesci di Barcellona e Calarese di Messina. Con le immagini passiamo all'inizio della gara e il Messina Sud in completo giallo a dare il calcio d'avvio. Risponde la Messana in completo rosso. La prima occasione del match per il Messina Sud con la sponda di Laspeve per orecchio che viene steso da Morgante a centrocampo. Il calcio di punizione battuto corto con il tiro di Brancato da lontanissimo che pesca il Jolly e beffa Arrigo con un gol da Cineteca. Rivediamo il pallone
che parte fortissimo, forse disattento a Rigo, e allora il Messina Sud passa in vantaggio dopo pochi minuti di gioco con la sventola di Brancato, apertura di Cardia all'indirizzo di Broccio che rientra verso il centro del campo, ancora per Cardia che apre la palla per Morgante che alza la testa, dà un'occhiata in mezzo, la mette col sinistro dove stacca Cannuni, e il pareggio della Messana è immediato con il suo bomber, il numero 9 Paolo Cannuni. Messana 1, Messina Sud 1. Qui ancora agisce sull'auto di destra Broccio, porta avanti il pallone, lo porta sempre verso il centro del campo, col sinistro apre all'indirizzo di Cardia, non trattiene Salvatore, la mette in mezzo Cardia e ancora una volta Paolo Cannuni è il più lesto di tutti a fiondarsi sul pallone, bomber vero. Le due squadre ritornano in campo sul parziale di 2-1 per la Messana. È arrivato il momento del cambio, esce anche Fabio Bude, il capitano, lascia la fascia a Broccio, al suo posto entra Valeri Pipita e Pollomeni per questi ultimi scorci di partita. È proprio in Pollomeni che qui a centrocampo si va a prendere questo pallone, supera un avversario, lotta, entra in area di rigore, calcia col destro, non la trattiene Salvatore, si fionda in Pollomeni che trova il gol del 3-1, la prima marcatura stagionale per Valerio Pipita in Pollomeni. E allora il direttore di gara dà uno sguardo al cronometro e dice che può bastare così. La Messana si aggiudica il match contro il Messina Sud per 3-1. Vittoria del Messana, Messana che consolida la seconda posizione. Adesso è il momento di parlare della Real Aci. Tra poco vedremo anche le immagini della vittoria del Città di Messina proprio nei confronti del Real Aci, però voglio sentire una battuta con tutti i presenti. Intanto con Alessio, il fatto che ad Aciriale ci sia stato un rimeschiamento di carte, nel senso che hanno mandato via il direttore sportivo, dei giocatori, senza neanche una spiegazione ben chiara, perché la squadra insomma era in una posizione assolutamente di qualità e quantità rispetto a quelli che erano i programmi iniziali, un po' ci lascia spiazzati. Tu che ne pensi, Alessio? Ettore, penso che a pensar male certe volte si fa bene, quando si mandano a casa persone senza particolari spiegazioni. Forse c'è qualcosa che scricchiola a Real Aci e allora hanno... Della serie non pensiamo più ad andare nei playoff, mandiamo tutti a casa e risparmiamo? Sì. Potrebbe anche essere questa la cosa? Assolutamente sì. Vediamo cosa dice il Presidente. Io cioè per me la spiegazione è questa. E infatti, Presidente, secondo te questa è la spiegazione? Perché insomma Aciriale, società storica, la seconda squadra ufficiale di Aciriale, Real Aci per storicità. Tutto questo ci sorprende, ci spiazza. Tra l'altro il lavoro di Angelo Costa fino a quel momento, fino a qualche giorno fa, insomma era perfetto, nel senso che nessuno gli diceva di andare nei playoff, però stavano lottando per i playoff. Ma guarda Ettore, io non mi permetto di entrare in merito perché non essendo all'interno della società, giusto, però un pensiero lo puoi dare. Posso dirti una cosa, che questi episodi a questo punto del campionato non fanno bene, ci rimette sia la società che magari ha fatto finora dei sacrifici, e anche i tesserati. Conosciamo il direttore Angelo Costa, che saluto, che è una persona che mette l'anima, mette grinta, e quindi secondo me anche lui ci ha rimesso su Saranno questa cambiati i situazione. programmi allora? A questo punto questa è l'unica spiegazione che ci diamo un po' tutti qui. Ripeto Ettore, sono delle ipotesi, però certezze non ne abbiamo, siamo al di fuori, quindi non sappiamo se veramente è stata un'idea del Presidente, che magari avrà visto che ormai la salvezza era raggiunta. Cioè, e quindi accorcia un po', non insomma, sappiamo le spese, se magari gli esborsi. Non sappiamo, io parlo per condizione di parte, non sappiamo se i tesserati magari hanno un po' mollato, quindi non mi sento di dare un giudizio, però ripeto, ci perdono tutti. Ci perdono tutti. Ci potrebbe anche essere che a questo punto un campionato che fino adesso era stato abbastanza chiaro, Samuel, potrebbe essere un po' falsato, no? Da questo Real Aci che adesso giocherà con una squadra sicuramente imbottita di giovanissimi. Sicuramente, queste sono cose, come diceva il Presidente, che non fanno bene al calcio, ma anche per una questione di
di rispetto per chi inizia il campionato e spera di finirlo nel migliore dei modi, specialmente loro che erano in quelle posizioni. Chiaro, peccato, comunque ci uniamo ai tifosi acesi che insomma tifano appunto per il Real Aci, che sono tra l'altro tantissimi, Alessio, perché Real Aci è una realtà acese forte nel territorio. Da tantissimi anni, Ettore, che il Real Aci esiste, lascia basito quello che è vero, quello che è successo. Di ciò che è successo. Guardiamoci questa vittoria della città di Messina, guidato da Santino Bellinvia, proprio nei confronti della Real Aci per 1-0. Il più cordiale saluto amici della Wisport, Antonio Correa per raccontarvi della 23esima giornata del campionato di promozione siciliana. Per il girone C dal Comunale di Acireale si affrontano Real Aci e Città di Messina, i ragazzi di mister Seminara che nell'ultimo turno sono usciti sconfitti dalla trasferta di San Biagio per 3-1 e adesso sono all'8° posto in classifica, a -7 dal Città di Messina di mister Bellinvia, che oggi si andrà a vedere con molteplici assenze che lo costringeranno a attingere dal vivaio degli allievi regionali. Con l'ausilio delle nostre immagini possiamo dunque raccontarvi di questo primo tempo che vedrà il Città di Messina attaccare da sinistra verso destra i posti teleschermi, viceversa ovviamente il Real Aci ci prova subito il Città di Messina e qui con Cardia riconquista il pallone sulla porta sul sinistro, lo prova ma qui il portiere Leotta in 2 tempi va a disinnescare il tentativo del capitano giallorosso. Ci sono anche dei cenni a dir poco lievi di Real Aci in campo, qui un tentativo del numero 10 Alidou, l'azione poi prosegue con la conclusione di Patanè che col sinistro però non crea nessun tipo di problema al portiere Maisano. Il Città di Messina allora ci riprova, qui il traversone in mezzo di Quintoni, tocca Silvestri, non tocca Codagnone che qui forse è stato ingannato al tocco del compagno. Ancora Città di Messina che qui con Codagnone si procura un calcio di punizione, vediamo qui il portiere Leotta dare indicazioni alla barriera sul punto di battuta, Cardia e Quintoni che tocca il pallone con il sinistro, è un bellissimo tentativo il suo ma si supera il portiere Leotta che qui vediamo a rallenti disinnescare il tentativo di Quintoni e il risultato resta dunque di 0-0. Gara fondamentale per la corsa playoff dei giallorossi. Nel frattempo siamo partiti con l'ausilio delle nostre immagini con il secondo tempo, subito Alessandro al centro per Cardia che sblocca il risultato. Sono passati nemmeno 2 minuti e il capitano Cardia porta avanti i suoi. Riappezziamo a rallenti la trasformazione di testa di Cardia lasciato completamente solo dalla difesa del Real Aci, sfrutta quindi l'assist da parte di Alessandro e porta avanti i suoi. Saranno pochissime le emozioni di questo secondo tempo, a parte questa conclusione da parte di Febbraio, e sarà anche l'ultima emozione di questa partita. Infatti triplice fischio del direttore di gara Borriello. Il Città di Messina continua la sua corsa playoff vincendo sul campo Real Aci. Da Antonio Caroè e dalla Wisport è tutto, alla prossima. Alessio, secondo te la squadra di Bellinvia potrebbe tentare la carta dei playoff? Sì, certo, assolutamente. A parte c'è ancora la chance di Coppa Sicilia. Credo sia assolutamente nei loro obiettivi e tra l'altro lotteranno anche per il terzo posto, quindi la possibilità anche di farlo in casa. Anche una buona posizione. Voglio fare vedere nel frattempo, chiudendo il discorso di questo girone C del campionato di promozione, come il Terme Vigliatore insomma ne rifila ben 6 all'Aci Sant'Antonio, che ormai quasi all'abbandono. Sì, fa onore che onorino il campionato, certo, e facciano accumulare esperienza a qualche giovane, però è chiaro che meno realtà del genere ci siano nel dilettantismo e meglio è, perché il dilettantismo ancora più del professionismo ha bisogno di realtà solide. Assolutamente, tra l'altro teniamo presente anche che l'Aci Sant'Antonio è una cittadina sicuramente anche di buona quantità sportiva, salvo insomma voi siete vicini ad Aci Sant'Antonio come Aci Catena, vivete una realtà, quasi un quartiere unico. Sì, ma io Aci Sant'Antonio la definisco come Aci Catena, delle grosse piazze che
queste categorie secondo me stanno strette. Eppure però, stanno soffrendo tantissimo. Purtroppo sì, perché secondo me si vive di ricordi e quindi questa cosa può essere negativa. C'è una mancanza di idee e forse anche di mezzi, eh? Sì, pure. Gli sponsor si sono allontanati da ACI Sant'Antonio. Ma questo da tutte le parti, non solo ACI Sant'Antonio, purtroppo soffriamo tutti. Succede una cosa del genere anche a Caltagirone? No, per fortuna no. Ad Caltagirone, seppur con grandi difficoltà all'inizio, adesso vi siete assestati e probabilmente avete trovato il quadro. Tra poco ne parleremo nei dettagli. Sì. Non succederà come ad ACI Sant'Antonio? No, assolutamente no. E questo è importante. Certo, una vittoria notevole per i ragazzi del presidente Barresi, che a questo punto sulla carta potrebbero tentare il discorso playoff, però sono troppo lontani e quindi rischiano comunque di essere lo stesso esclusi, no? È chiaro, Alessio? è chiaro. Perché attualmente sono con 35 punti, però il Messena ne ha 47, quindi le probabilità devono fare corsa sia con il Calatabbiano certo, che sul Messana, devono cercare di ridurre il gap, che comunque ci vogliono solo 3 punti, quindi voglio dire, ancora in corsa. Passiamo adesso alla girone D del campionato di promozione, anche qui una giornata scoppiettante con un risultato a sorpresa, con il qui presente mister delle Aquile Calatine che ne è stato assoluto protagonista. Guardiamo i risultati: Vittoria batte Città di Mascalucia 3-2, Aquile Calatine battono il Città di Ragusa 3-2, Santa Croce batte d'Agata 1-0, Marina di Ragusa batte Megara Augusta 1-1, Realzi Ragusa Belvedere batte Rinascita Netina 2-0, Atletico Catania batte Sporting Eubea 3-2, 4-3 del Real Città di Paternò nei confronti dello Sporting Trecastagni, ed infine, come tutti ben sanno, Città di Catania vincente 3-0 a tavolino ufficialmente, perché ormai tutti sanno che l'Adrano è stato escluso dal campionato già da parecchio tempo. Classifica, ottava giornata di ritorno, Città di Ragusa e Real Città di Paternò con 53 punti in testa, anche se il Città di Ragusa sicuramente recupererà la partita con l'Atletico Catania, che in questo momento segue a 49 punti, 40 punti per il Santa Croce, Calcio Vittoria e Aquile Calatine 36, Sporting Eubea 35, Real Siracusa Belvedere 33, Sporting Trecastagni 32, Marina di Ragusa 30, D'Agata e Megara Augusta 25, 21 punti per il Città di Catania, 15 punti per la Rinascita Netina, 8 punti per il Città di Mascalucia ed infine l'Adrano, che come tutti ben sanno è stato escluso dal campionato, ultimo, addirittura non scritto neanche nel tabellino finale. Battuta su questo inaspettato stop, e poi dopo ci racconterà qualche dettaglio il mister. Forse è venuta fuori qualche lacuna da un punto di vista magari mentale del Città di Ragusa, che in un campo sicuramente non semplice, le Aquile Calatine, come recita bene la classifica Ettore, fanno corsa per i playoff, anche se l'unico posto disponibile per via del troppo distacco fra seconda e quinta è quello del quarto posto. È chiaro che il Santa Croce ha anche una gara da recuperare, insomma non è una corsa semplice quella dei playoff, però sicuramente oggi battere il Città di Ragusa per le Aquile Calatine significa mettere una base importante. Ne approfitta ovviamente il Real Città di Paternò, in attesa delle novità riguardo alla gara tra Ragusa e Atletico Catania. È stata una partita importante, pubblico presente, voglia di dire anche noi siamo una realtà che sta crescendo. Samuel. Sì, ma più che pensare questo è una sorta di riprenderci tutto quello che abbiamo lasciato nel girone di andata, perché abbiamo fatto un girone di andata dove abbiamo perso tanti punti che non meritavamo, perché avevamo una rosa anche limitata? Sì, limitata purtroppo dagli infortuni che sono successi immediatamente, diciamo, all'apertura del campionato, quindi abbiamo dovuto aspettare il mercato dicembrino per prendere altre persone. State sognando i playoff? Ma più che battuta forte questa. Noi non è che li sogniamo, noi pensiamo di vincere ogni partita come
Stiamo facendo da 8 giornate a questa parte, sono 8 risultati utili consecutivi. E quindi un po' sognate. A noi piace farci i conti alla fine. Assolutamente. Poi. Attenzione perché fate gara contro il Santa Croce che attualmente è a 40 punti, poi siete a 36, quindi insomma cercherete di agganciare proprio il Santa Croce che ha vinto una partita importantissima contro il D'Agata. Guardiamo il servizio. Il Santa Croce con un gol allo scadere al 91esimo fa sua la partita contro il D'Agata e tiene ancora invariate le speranze di raggiungere i playoff. Siamo qua con mister Gaetano Lucenti. Mister, una gara sofferta, un D'Agata davvero ostico e soprattutto un attacco con le polveri bagnate. Sì, l'analisi è stata giusta, la tua analisi. Abbiamo trovato una squadra in palla, una squadra cattiva, ma ce lo aspettavamo. Diciamo che sicuramente non abbiamo dato più di quello che sappiamo dare e questo oggi ci è andato contro. Non voglio trovare nessuna scusante, a noi interessava il risultato, siamo riusciti a fare i 3 punti, la prestazione è stata al di sotto di quello che noi possiamo fare, sotto l'aspetto mentale e da questo dobbiamo ripartire perché se vogliamo fare i playoff sicuramente dobbiamo cambiare mentalità perché tutte le squadre che andremo a incontrare, e l'ho detto in un'intervista in settimana, tutte le squadre che andremo ad incontrare saranno squadre che giocheranno come il D'Agata, col coltello tra i denti. E ora mercoledì il recupero contro il Città di Vittoria, anche là bisognerà fare un grande sforzo. Sì, l'ho appena detto, anche là è un derby, una partita sentita, non so cosa hanno fatto oggi, giocavano col Mascalucia e quindi sicuramente andremo là con una mentalità diversa rispetto a quella di oggi perché oggi veramente sotto l'aspetto mentale la mia squadra non ha dato quello che sa dare. Sono soddisfatto della prestazione della squadra e del rendimento che abbiamo fatto perché noi al di là del fatto che siamo una neopromossa abbiamo lottato con tutte le squadre compreso il Ragusa alla pari e credo anche oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra quadrata e potevamo addirittura pareggiare e in qualche occasione fare un contropiede importante, però non voglio togliere i meriti al Santa Croce perché come territorio ha tenuto più territorio di noi, ha tenuto più possesso palla anche se il terreno non è un terreno agile e abile per poter giocare a calcio. Io comunque ho pochissime cose da rimproverare ai miei ragazzi, soltanto qualche lacuna all'ultimo al 92esimo che ci ha permesso di perdere la partita, però al di là di questo sono soddisfatto della prestazione generale. Un gol al photo finish che ci ha consentito di poter acquisire 3 punti secondo me pesantissimi. La partita si era messa male, non riuscivamo a sbloccare, era vitale poter vincere oggi per poter avere ancora speranze di agganciare i playoff. Adesso il recupero contro il Città di Vittoria. Un derby importante, un derby comunque spigoloso e sarà un'altra partita difficile. Mi auguro che comunque la squadra interpreti quella partita in modo migliore rispetto alla gara di oggi che comunque ci ha visti in difficoltà per sbloccare il risultato. Il recupero con la partita del Vittoria sarà sicuramente molto importante, soprattutto per la squadra vittoriese, perché una vittoria potrebbe rilanciare a questo punto anche un aggancio nei confronti del Santa Croce. Ma proprio il Calcio Vittoria ha strabattuto per 3-2 un Città di Mascalucia mai domo. 2 volte il pareggio agguantato, una partita tutto cuore e grande carattere, un'innumerevole serie di palle gol non concretizzate nella ripresa e a 2 minuti dalla fine l'ennesima beffa. Il Vittoria passa al buon aiuto somma per 3-2 per il Mascalucia si materializza un altro weekend amarissimo. Un match point gettato alle ortiche a 7 giorni dallo scontro diretto di Noto che sarà probabilmente l'ultima chance per il miglior piazzamento in zona playout.
quello che per intenderci consentirà di giocare in casa il primo dei due eventuali play-out. Carte rimescolate in campo da parte di Alessandro Caronda alla seconda panchina in biancazzurro, confermato Alessandro Barbagallo tra i pali e ancora panchina per Spina, Spampinato e il classe 99 Francesco Albertini esterni, con Gianluca Florio e Gregorio centrali, Sirna e Gianni Di Mauro esterni altri, con Capitan Garofalo e Campisi mediana. Di punta Scuto, supportato da Billa, la cui partita dura purtroppo appena 25 minuti ed è poi costretto a lasciare il campo per un infortunio. Entra Giulio Costanzo. E tutto questo sul punteggio di parità in virtù del botta e risposta del primo quarto d'ora. Vantaggio vittoriese dopo il destro sotto la traversa sferrato da Palacino. Pareggio di Gianni Di Mauro con un preciso diagonale da posizione appena decentrata che fa strappare i primi applausi al numeroso pubblico del Buon Aiuto Somma. Il biancorosso Cassarino invece, grazie agli Etenei, calciando alto un pallone che la difesa di casa non riesce a spazzare dopo una respinta tutt'altro che impeccabile di Barbagallo. Ma il perfetto equilibrio si manifesta in un'altra occasione creata dal Mascalucia, Spampinato di testa su corner di Scuto. Riggio ci mette le mani ed evita il peggio, ripresa che però inizia con il fulmineo gol di Leone che beffa la difesa al termine di un'azione all'apparenza innocua. Mascalucia, tutto da rifare, e a testa bassa inizia un altro tentativo di riscossa che stavolta si rivelerà un vero e proprio assedio alla porta Iblea. Inizia Costanzo con un destro poco cattivo da buona posizione nell'1 contro 1 con Rotondo, strepitoso assist per Saro Spampinato, destro imprendibile da parte dell'esterno basso, imprendibile per Roggio, il tiro all'incrocio dei pali 2-2. Questo è il Mascalucia che deve lottare per la difficile salvezza in promozione. È un assalto all'arma bianca, come vediamo, poi tocca a Monforte che si presenta senza l'opportuna coordinazione davanti all'estremo difensore biancorosso e fallisce il gol del sorpasso. Davvero un peccato, non si può commentare altrimenti questa circostanza. A 2 minuti dalla fine assist di Cosentino a mezza altezza per Leone che con ottima scelta di tempo mette la parola fine sulla partita sciagurata e gela il Buon Aiuto Somma. Incredibile colpo del Vittoria che quasi quasi stenta a credere nel regalo. Non è ancora finita, è un toro ferito il Mascalucia. Monforte, incredibile pallone su Riggio, ennesima opportunità gettata alle ortiche. Un finale di partita amaro. Alla vittoria vanno i 3 punti biancazzurri all'asciutto e con l'Anetina tra 7 giorni ci si gioca il tutto per tutto. I 3 punti sono diventati fondamentali a questo punto per il Calcio Vittoria, perché nel recupero contro il Santa Croce, come ho detto poc'anzi, potrebbe giocarsi la sua bella chance. E adesso, dato che siamo quasi in chiusura, dedichiamo la parte finale del nostro programma interamente alla prima categoria, tenendo presente che non si è giocato neanche questa domenica, si ritorna in campo la prossima. Parliamo di un girone che insomma è particolarmente interessante, a parte perché abbiamo il presidente, voglio dire, il girone è giusto. Ci dai un sunto e poi dopo sentiamo anche un po' il parere su questa stagione da parte del presidente Ponticello. Ettore, Sporting Augusta primo in classifica che si gioca il primo posto con l'Erg, possibili outsiders sono appunto Floridia e Aci Catena che hanno 5 punti in meno dell'Erg e 7 in meno della capolista. Capolista quindi, che comunque ha passato il turno anche in Coppa, eh? Sì, sì, esatto, quindi giocherà su 2 fronti, l'Erg potrebbe trarne vantaggio come le inseguitrici. C'è particolare equilibrio in questo girone. Ho capito. Presidente Ponticello, allora parliamo di questo Aci Catena che è partito in una maniera ben chiara. Quantomeno arrivare ai playoff, siede a buon punto, un allenatore di grande qualità, quale io ritengo Fabrizio Belluso, allenatore vincente, per cui insomma non un allenatore qualsiasi, fa giocare bene la squadra e lo hanno dimostrato soprattutto alcuni incontri, anche se in qualche partita l'arbitraggio purtroppo vi ha, ho saputo, penalizzato, però non bisogna fare chiaramente un discorso riguardante gli arbitri, le partite poi alla fine le dovete vincere a prescindere, penso, dagli arbitri, perché se c'è la qualità che voi avete, probabilmente il vostro obiettivo è facilmente raggiungibile.
Allora Ettore, innanzitutto sono d'accordo sul discorso di Berluso. Berluso a mio avviso è un lusso per questa categoria, perché c'è da sottolineare una cosa molto importante: lui riesce a gestire un gruppo dove nessuno percepisce dei soldi a livello di stipendio, semplicemente dei rimborsi di spesa. Sono dei dilettanti. Quindi io ci tengo a precisare questa cosa, perché per noi è una soddisfazione, è come vincere un campionato, anche perché sappiamo tutte le spese folli che altre società fanno e non sempre si vince, e l'abbiamo visto in passato con alcune società. Poi ne pagano anche le conseguenze. Ne pagano le conseguenze che poi l'anno dopo, diciamola questa cosa, l'anno dopo poi purtroppo si finisce come vediamo. Io un'altra cosa che vorrei sottolineare, sono veramente orgoglioso dal punto di vista del settore giovanile. Sì. Noi a 2 anni che siamo ad Acicatena, il primo anno l'abbiamo fatto in un modo, era la prima esperienza. Certo. Quest'anno ci siamo molto migliorati, secondo me abbiamo fatto la scelta giusta di dare spazio a persone locali di Acicatena. Infatti noi abbiamo dai primi calci agli allievi, giovanissimi, addirittura con giovanissimi. Giocate nel catino famoso di Acicatena, non allo stadio comunale classico. Sì, e quindi affidando, diciamo, questi ragazzi a persone locali, secondo me è stata la scelta migliore? Giusta, sì, perché è da lì che forse parte anche un po' il progetto della Acicatena anche per la prossima stagione. Sì, senza ombra di dubbio. Il nostro progetto, ripeto, è un progetto a lungo termine. Anzi, ci tengo a specificare, qualcuno magari che dà delle voci infondate dove si dice che noi siamo di passaggio ad Acicatena, volevo assicurare... Da 2 anni che siete di passaggio, voglio dire. Volevo assicurare i tifosi che veramente meritano categorie superiori. All'inizio non vi hanno accettato... All'inizio perché no, ma eravate troppo estranei, tra virgolette. Ma li posso anche capire, perché sia per un discorso di categoria che Acicatena ha fatto la Serie D. È vero. Ma diciamo negli anni passati le precedenti gestioni societarie hanno un pochettino fatto... un po' cose strane. Hanno fatto un po' male, quindi c'era poca fiducia. Senti, ritornando al campionato e poi chiudo, Sporting Augusta assolutamente favorito per la vittoria finale, oppure anche l'Erg potrebbe dire la sua? Allora, secondo me è un campionato a 2, nel senso che se la giocano fino all'ultimo sia Augusta che Erg. Naturalmente noi dobbiamo affrontare sia l'Augusta che l'Erg, quindi saremo in un certo senso siamo arbitri. Però attenzione, perché sono punti che vi servono anche a voi in classifica, senza ombra di dubbio. Sarà dura. Senza ombra di dubbio. Sarà dura. Allora un in bocca al lupo a tutta Acicatena che ci segue con tanto passione, e soprattutto un in bocca al lupo alla dirigenza che sta costruendo un progetto nuovo ad Acicatena, dove il calcio è importante, assolutamente. Grazie. Così come è importante anche a Caltagirone. Io ho sentito la vostra addetta stampa, Diletta, che mi ha detto che un po' state sognando, o quantomeno avete buttato veramente le basi per un progetto forse più impegnativo già dalla prossima stagione. Ma sì, nel Calderone c'è tanta roba. Il discorso però rimane sempre là, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Quindi... Ci vogliono tanti soldi, no? Soprattutto insomma, a livello locale si lavora bene, no? Insomma, Caltagirone ha sempre regalato giocatori di qualità. Sì, a livello locale c'è tanta roba, lo dimostra anche il pacchetto giocatori che ho quest'anno. Però insomma ci sono in futuro dei progetti importanti, però rimaniamo sempre con la speranza che si possano realizzare. Anche se io sono dell'idea che ancora il treno playoff vi potrebbe regalare qualche piccola ulteriore soddisfazione. Speriamo. Grazie a Samuel Boncompagni. Grazie a voi. Per questa ospitata. Ringrazio anche Alessio che come al solito ci dà il quadro completo sui 4 gironi del campionato di promozione, che sono sempre molto ingarbugliati, regalano sempre tante emozioni, ma devo dire che già dalla prossima
settimana la prima categoria sicuramente non sarà da meno. Assolutamente, io Ettore ringrazio te e rimando l'appuntamento alla prossima settimana. Allora rimango insieme a te per augurare naturalmente il buon proseguo ai nostri amici di Gold 78, rimandiamo appunto, come ha detto bene Alessio, l'appuntamento alla prossima settimana, come al solito alle 19 in diretta sul canale 78 del Digitale Terrestre. Se volete rivedere la puntata potete farlo chiaramente nella stessa serata della domenica sera e anche nel lunedì sera, e da non perdere anche la possibilità di vedere il tutto nella pagina ufficiale Facebook di Penalty, che appunto ritorna la prossima settimana alle 19. Grazie a tutti.